Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, come sempre insieme fino alle 14:30 con tutte le notizie di cronaca, gli approfondimenti di quelle che sono le principali tematiche di attualità di questi giorni. Tra pochissimo ci collegheremo con Palazzo Balbi, dove sta per cominciare la conferenza stampa della Regione Veneto, nella persona dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, per fare il punto sul tema particolarmente caldo delle liste d'attesa nelle diverse ULSS del Veneto. Quindi tra poco andremo a Palazzo Balbi per parlare di sanità, ma intanto ci sono anche diverse importanti notizie di cronaca che caratterizzano questa giornata. Cominciamo subito con la cronaca dal Vicentino, perché i carabinieri del capoluogo berico hanno individuato la baby gang che lo scorso 20 gennaio, proprio in pieno centro a Vicenza, in piazza San Lorenzo, aveva messo a segno una rapina ai danni di 4 minorenni minacciati con una pistola. I militari hanno eseguito perquisizioni domiciliari a carico di 8 studenti di età compresa tra i 13 e i 18 anni, residenti in città, recuperando 2 pistole giocattolo, gli abiti indossati il giorno della rapina, coltelli e spray al peperoncino. Proprio dell'esito di queste indagini ne parliamo con il colonnello Giuseppe Moscati, comandante dei Carabinieri di Vicenza, comandante provinciale dei Carabinieri di Vicenza, che vedo già in collegamento con la collega Luisa Bertini. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno, siamo in compagnia del colonnello Giuseppe Moscati, comandante provinciale dei Carabinieri di Vicenza, perché oggi è stata portata a termine una delicatissima operazione che ha coinvolto dei minori. Una baby gang, come siete arrivati a loro, a questi 8 ragazzi? Nelle immediatezze della rapina che è stata commessa il 20 gennaio si sono sviluppate le indagini dei Carabinieri di Vicenza, iniziate dalla raccolta delle immagini degli impianti di videosorveglianza per arrivare all'individuazione delle persone che riteniamo responsabili. A questo si è associato anche un'analisi del web, dei social network, per capire anche le abitudini di questi gruppi di ragazzi che nel fine settimana comunque frequentano il centro. Avete trovato anche nelle perquisizioni dei coltelli, degli spray urticanti, erano abitué un po' a queste... Abbiamo raccolto tutti gli elementi, insomma, che ci fanno ritenere che questi ragazzi, insomma, siano responsabili. È chiaro che a prescindere dai risultati operativi, in questo caso, vista la delicatezza dell'argomento, va comunque fatta una riflessione più in generale, nel senso di rispolverare quelli che sono i valori importanti per la formazione dei futuri cittadini, il futuro del nostro paese. Mi riferisco alla famiglia, all'importanza della scuola, di tutti quegli enti che contribuiscono alla formazione di questi giovani. Ecco, voi a proposito fate anche diversi, diciamo, incontri formativi. È proprio in quest'ottica che l'Arma dei Carabinieri da anni su scala nazionale promuove delle iniziative all'interno delle scuole, con visite anche delle caserme, un progetto di cosiddetta cultura della legalità. Quindi la finalità è sempre la stessa, ovvero quello di creare i futuri cittadini un senso civico, di rispetto, di inclusione soprattutto. Ecco, io ringrazio il colonnello Moscati, linea a voi a studio. Grazie a Luisa Bertini, al comandante provinciale dei Carabinieri di Vicenza, per questo collegamento, e noi proseguiamo con la cronaca che ci porta a Padova, dove il titolare di un locale del centro storico è finito nei guai per violenza sessuale. La vittima sarebbe una ragazza di 20 anni, dipendente di un altro bar del centro.
Una fine di serata che si è trasformata in una violenza sessuale consumata nel retro di un bancone di un bar delle piazze del centro di Padova. Il quarantenne titolare del locale avrebbe molestato una giovane barista di 25 anni che lavora in un altro bar del centro storico della città. I fatti risalgono ai primi giorni di gennaio. La ragazza a fine turno insieme a 2 amici va a bere qualcosa nel locale delle piazze. Il titolare, a luna di notte, abbassa le serrande e il gruppo continua a chiacchierare e a bere insieme. La serata sembra scorrere tranquilla, ma il barista tenta un approccio, cerca di baciare la 25enne che lo respinge davanti a tutti gli amici. Poi l'uomo, con una scusa, la tira dietro al bancone e qui invece la tocca ripetutamente nelle parti intime. La ragazza scappa, torna dagli amici ed esce dal locale sotto shock. Solo dopo un paio di giorni, dopo aver parlato con i familiari di quanto è accaduto, decide di rivolgersi alla polizia. Davanti ai poliziotti della squadra mobile di Padova ripercorre passo passo quanto accaduto quella notte di gennaio all'interno del bar delle piazze. La sua versione viene confermata anche dai 2 amici presenti. Il barista quarantenne è stato così indagato dalla procura di Padova per violenza sessuale. L'uomo non ha precedenti penali ma rischia il rinvio a giudizio. Ed ora una storia che ha davvero dell'incredibile, ci arriva dalla provincia di Treviso, dove un ragazzino di appena 13 anni, ucraino, è stato lasciato solo per mesi, solo in un appartamento assieme ad alcuni animali, tra i rifiuti. È stato liberato dalle forze dell'ordine, i fatti risalgono allo scorso ottobre, ma sono stati resi noti solo in queste ore dopo la segnalazione di alcuni vicini di casa. Lasciato a se stesso in compagnia di un cane, 2 gatti e un coniglio. È la triste vicenda di Andriy, 13enne ucraino, che per mesi ha vissuto completamente solo in un appartamento della provincia di Treviso, abbandonato dai suoi genitori. Il padre si era allontanato da casa la primavera scorsa per andare a combattere in Ucraina. La madre, poco dopo, lo ha lasciato per trasferirsi nel Veronese per necessità lavorative. Il campanello di Andriy suonava solo 2 giorni a settimana. Un fattorino del supermercato, infatti, gli portava la spesa commissionata dalla madre, che una volta al mese andava a trovare il figlio in quell'appartamento che ormai lo teneva ostaggio di una inconsapevole prigionia. A rompere il silenzio di questo ennesimo dramma della solitudine, i vicini di casa, che preoccupati delle condizioni del 13enne, completamente abbandonato a se stesso, hanno chiamato le forze dell'ordine. Andriy è stato trovato dai militari in condizioni preoccupanti, in un appartamento colmo di escrementi di animali e rifiuti domestici. Sulla vicenda, la procura di Treviso ha aperto un'inchiesta. La madre, una donna ucraina di 48 anni, è accusata di abbandono di minore e il 13enne è stato affidato ai servizi sociali. Torniamo a Padova, sigilli ad un bar di Maserà, appunto nel Padovano. I carabinieri sono dovuti intervenire più volte per sedare risse tra gli avventori del locale. Ora la decisione del questore che abbassa le saracinesche appunto del locale per 2 settimane. Chiuso per 15 giorni il Blue Bar di Piazza del Donatore a Maserà di Padova. Il provvedimento emesso dal questore ed eseguito dai carabinieri di Albegnasego perché il locale era stato segnalato numerose volte dai cittadini. Il bar era frequentato anche dalla baby gang di ragazze che è accusata di aver aggredito 3 tredicenni lo scorso 28 gennaio, picchiando anche i genitori delle ragazze bullizzate. Più volte il locale al centro di Maserà è stato segnalato perché ritrovo di nullafacenti pregiudicati, gruppi di giovani minorenni intenti a bivaccare e sempre pronti a scatenare risse, turbando l'ordine e la sicurezza pubblica. I carabinieri sono stati più volte chiamati ad intervenire nel locale o nelle sue vicinanze. Ora è stato chiuso per 15 giorni in base al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ecco, ora andiamo a Venezia perché è iniziata proprio ora la conferenza stampa dell'assessore Manuela Lanzarin sulla questione delle liste d'attesa nelle ULSS del Veneto. Sentiamo. Quindi tutti dei hospital, week surgery e quant'altro, e poi si era sospesa anche parte dell'attività dello screening, che ricordiamolo non si era completamente sospesa, ma sappiamo che la gente aveva più difficoltà in quei 2 anni a recarsi, anche se arrivava l'invito a casa per l'effettuazione dello screening,
aveva difficoltà, insomma, anche per questioni di sicurezza e quant'altro, di rivolgersi o recarsi all'ospedale. Quindi si erano accumulate anche un bel po' di attività legate agli screening oncologici e non solo. La mole di tutte queste fattispecie di attività che vi ho citato aveva portato un accumulo di 450.000 prestazioni, tutte, quindi sia le prestazioni legate ai ricoveri ospedalieri, sia le prestazioni legate a specialistica ambulatoriale. Abbiamo messo in atto un piano operativo, che è il piano operativo con un finanziamento dedicato, se vi ricordate i 40 milioni che sono stati dati dal Ministero proprio nell'ottica del recupero delle liste d'attesa, con la suddivisione a tutte le singole aziende. Le singole aziende avevano diverse possibilità per utilizzare i fondi che noi abbiamo assegnato e le possibilità in capo alle aziende erano quello di fare delle prestazioni aggiuntive, ossia poter dare ai loro professionisti, sia medici sia la parte delle professioni sanitarie, un compenso aggiuntivo che era stato quantificato, dico era stato quantificato perché oggi quel compenso non è stato confermato dal governo, perché c'era un'iniziativa del governo in quell'epoca, che era quello 80 euro per quanto riguarda la tariffa dei medici e 50 per quanto riguarda la tariffa degli infermieri. Quindi venivano pagate maggiormente le prestazioni aggiuntive. Potevano le aziende ricorrere al reclutamento del personale, se trovavano il personale, questo nell'ottica di smaltire le liste d'attesa, oppure ricorrere anche ad extra budget ai privati accreditati e convenzionati, proprio nell'ottica di smaltire appunto quelle che erano le liste d'attesa accumulate. Il piano si concludeva il 31/12, è stato aggiornato, si chiudeva insomma in parte il 31/12/2022, con il monitoraggio che noi abbiamo fatto ogni trimestre. Al 31/12/2022 il piano è quasi completamente esaurito per quanto riguarda le risorse finanziarie, ossia i 40 milioni, ci sono rimasti qualche milioni che sono oggi in capo alle aziende sanitarie e complessivamente c'è stato un recupero, e vi do il dato complessivo, poi lo vedremo insomma invece specifico, dell'83%, ossia sono state recuperate 374.471 prestazioni rispetto alle 450.000 che avevamo all'inizio. Si continua il recupero, oggi si continua il recupero, quindi mi preme sottolineare un recupero buono, perché un recupero dell'83% insomma è un recupero, io ritengo, molto buono nelle condizioni in cui siamo, perché siamo nelle condizioni in cui il 2022 è un anno ancora oggi, fortunatamente adesso meno, ma con casi di Covid all'interno degli ospedali. Sicuramente i primi mesi del 2022 sono stati mesi ancora impegnativi fino all'estate per quanto riguarda l'emergenza Covid, questo insomma lo sappiamo, ne avete scritto molte volte anche voi. Ricordiamo poi che il piano di recupero è iniziato il 7 febbraio 2022, quindi il primo mese di gennaio è stato anche perso perché era un mese in cui c'era la chiusura per alcune attività. Quindi siamo soddisfatti di questo recupero sicuramente, insomma, che ha determinato quindi di poter oggi dare dei numeri molto positivi. È chiaro che con il recupero di tutto il progresso c'è stata tutta la nuova prescrizione 2022, quindi io non vi sto a dire che adesso abbiamo esaurito le liste d'attesa, perché non è così, perché se abbiamo esaurito le 450.000 prestazioni che si erano accumulate, è chiaro che è continuata e anzi dobbiamo dire è aumentata l'attività prescrittiva da parte dei medici e dei specialisti, quindi è chiaro che si continuano a sommare liste d'attesa. È altrettanto chiaro che noi metteremo in campo, appena avremo la certezza del nuovo finanziamento nazionale, voi sapete che il livello nazionale ha stanziato altri 500 milioni per tutte le regioni, quindi occhio e croce, a noi spetteranno, insomma, se la quantificazione è sempre la stessa, altri 40 milioni, in cui metteremo in campo un altro piano per aggredire quelle che sono oggi le liste d'attesa che sono rimaste e che si stanno accumulando, e andremo anche a operare in parallelo rispetto all'appropriatezza delle prescrizioni e quindi a quella che è poi il range che vede oggi sicuramente un aumento da parte dei prescrittori. Io ho cercato di darvi i numeri complessivi, lascerei adesso scorrere e spiegare dalla dottoressa Briani, che è la dottoressa appunto dell'area
programmazione sociosanitaria e sociosanitaria regionale, che compete al dottor Pilerci, insomma, che è il dirigente di quest'area. La dottoressa Briani invece si occupa proprio del monitoraggio, del recupero delle liste d'attesa e di tutta la parte ospedaliera, e ha curato e continua a curare e monitorare proprio settimanalmente, vorrei dire se non mensilmente, quella che sono oggi i dati in capo alla Regione Veneta, con un continuo monitoraggio proprio nell'ottica di cercare di spingere sempre di più le aziende a recuperare, ma soprattutto ad aggredire quelle che sono oggi ancora i numeri che rimangono. Ho dimenticato di dire che voi sapete che parliamo sempre delle prestazioni sospese, quelle programmabili e differite, perché ricordiamolo che tutte le prestazioni urgenti, ossia quelle a 24 ore o quelle cosiddette brevi, quelle a 10 giorni, sono sempre state garantite anche durante il periodo Covid. Grazie Assessore. Allora scorriamo un attimo le diapositive preparate. Immagino che devo schiacciare il tasto. Ok. Allora, questa era solo una panoramica per dire da dove è tutto iniziato. È tutto iniziato quella data fatidica che credo tutti noi ce lo ricordiamo, il 22 febbraio 2020, con il primo caso del Covid e quindi la pandemia che ha iniziato a prendere atto, a prendere piede. Nell'ambito della pandemia quindi la Regione ha, come ha già detto l'assessore, stabilito alcune date di chiusura appunto a tutta quella che era l'attività programmata, e quindi le sospensioni hanno riguardato i ricoveri chirurgici programmati, e questo in cui era prevista l'utilizzo della terapia intensiva, e questo perché la terapia intensiva doveva essere liberata per accogliere i pazienti affetti da Covid, e tutti i ricoveri programmati nell'area internistica, tranne ovviamente tutte le urgenze. Le urgenze erano garantite in ogni caso. E per quanto riguarda l'attività ambulatoriale, tutta l'attività ambulatoriale, con eccezione delle priorità UB e l'attività oncologica, qualsiasi priorità, materno-infantile, qualsiasi priorità, psichiatrica e malattie rare. Quindi alcune aree erano comunque state preservate da questa indicazione. Il finanziamento, come ha già detto l'assessore, è di 40.000 euro, chiedo scusa, e le prestazioni sospese sono questo il quadro che ha fatto il nostro assessore. A livello dello specifico abbiamo recuperato sostanzialmente il 56% delle prestazioni di ricovero ospedalieri. Abbiamo però fatto anche una pulizia delle liste, perché è vero che abbiamo fatto materialmente il 56% delle prestazioni chirurgiche, quindi dei pazienti che erano in lista sono stati operati, però dei pazienti in lista c'è stato anche un drop out, ossia pazienti che sono stati rivisti, rivalutati dai chirurghi e per i quali non era più necessario l'intervento, o per i quali l'intervento doveva essere posticipato, piuttosto che pazienti che hanno anche deciso di non effettuare l'intervento per n motivi. Quindi il recupero effettivo delle liste d'attesa chirurgiche è risultato del 77%, quasi completo. Una cosa molto significativa è che il tempo d'attesa medio per i ricoveri chirurgici, che è la colonna arancione rispetto a quella azzurra, nel 2022 è sicuramente più alta rispetto a quella del 2019, che è quella azzurra, però se vedete la scaletta della linea grigia, quella è il limite regionale per i tempi d'attesa, e quindi siamo comunque al di sotto dei limiti imposti dalla Regione. Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, come numero di prestazioni effettivamente erogate sono l'84%, però anche qui, facendo una, tra virgolette, pulizia delle liste come con il precedente caso, ci rimangono, tra virgolette, dei pazienti sospesi, 716 pazienti che hanno una PDTA particolare, per cui sostanzialmente il recupero è del 100% per questi pazienti. Allora, la lista, c'è una lista di pazienti che è sospesa, di questi sono 224.426. Di questi sono state effettivamente erogate 187.992 prestazioni, quindi l'84%. Però c'è una quota di pazienti che sono usciti dalla lista perché o hanno rinunciato alla prestazione
o non era più necessaria la prestazione o hanno deciso altrimenti. Questi sono circa un 36.000 e quindi dalla ripulitura effettiva della lista, in lista abbiamo soltanto 716 pazienti, che corrisponde penso che allo 0%. E questi 716 pazienti, li abbiamo anche valutati, sono pazienti che avevano delle prestazioni molto particolari che sono legate a un PDTA particolare per cui entrano nel PDTA. Il PDTA è il percorso diagnostico terapeutico assistenziale. E quindi dottoressa mi perdoni perché faccio un po' di questi che sono usciti dalla lista, sono anche pazienti che si sono rivolti al privato o ad altre regioni? Certo, allora sono pazienti che nella ripulizia delle liste possono avere comunque, cioè è stata rivista la loro prescrizione o è stata data un'altra prescrizione, insomma, o comunque il medico li ha potuti anche rivedere, sono usciti perché hanno anche consumato la propria prescrizione da un'altra parte. Potrebbe essere anche questo il caso. E lo 0% vuol dire che 716 sono stati presi in carico in percorsi specialistici? Allora diciamo che lo 0%, se lei fa 716 su 224.426 viene 0,0%, che corrisponde statisticamente allo 0%. Questi pazienti sono pazienti che hanno una prescrizione molto particolare presa in carico con il cosiddetto PDTA, quindi il percorso diagnostico terapeutico. Non hanno ancora la prenotazione perché comunque è un percorso un po' particolare e quindi sono lì, ma non sono lì nel limbo, sono lì consci che questi pazienti verranno fatti nel giro di breve tempo, perché hanno questo percorso già attivato. Sono comunque pazienti che aspettano 3 anni, questi 716. Allora, non è detto noi siamo 2020-2021, siamo adesso abbiamo appena iniziato il 2023, può essere che sia anche alla fine del 2021, sinceramente bisognerebbe andare a vedere nome per nome i pazienti, qual è l'attività. Ricordiamo che l'attività era chiusa anche a gennaio 2022, quindi questi possono essere pazienti che hanno fatto una prescrizione a gennaio 2022. Noi avevamo chiuso l'attività in uno dei 4 momenti di chiusura delle attività. A febbraio, quando abbiamo riaperto tutte le attività, e da febbraio in poi non le abbiamo più chiuse, chiaramente al 31/12, questi sono dati del 31/12, quindi non abbiamo i dati adesso di gennaio, quindi potrebbero anche essere completamente azzerate, perché voi sapete il monitoraggio viene fatto ogni 3 mesi e quindi dobbiamo aspettare, insomma, per i recuperi il monitoraggio trimestrale. Quindi sono pazienti che potrebbero aver avuto la prescrizione a gennaio 2022, ma che oggi potrebbero anche averla fatta, cioè oggi vediamo i dati al 31/12/2022. E oltretutto i dati consolidati sono appunto a fine marzo di quest'anno, per cui effettivamente è un dato veritiero ma non consolidato, per cui può anche essere appunto che siano già stati erogate queste prestazioni. La chirurgia ambulatoriale, che sono quelle prestazioni ambulatoriali che comunque richiedono la sala operatoria, il recupero effettivo è del 77%, ma anche qui con la rivalutazione da parte, in questo caso del chirurgo, della necessità dell'intervento è risultato con una pulizia della lista del 90% il recupero. Lo screening oncologico, abbiamo un recupero effettivo del 68% per quanto riguarda le prestazioni erogate, del 63% per quanto riguarda gli inviti inviati. Però anche qui sulla valutazione della effettiva dal 2022 rispetto al 2019 possiamo vedere come sia il numero degli inviti e il numero delle accettazioni da parte degli utenti e quindi dell'adesione da parte degli utenti si è praticamente nel 2022 si è praticamente assestata a quella che era l'attività del 2019. Per cui anche qui possiamo dire che la situazione è praticamente quasi completamente risolta, con un recupero effettivo delle liste d'attesa del 97%. Un passo indietro, la schermata precedente, la prima screening oncologico, il volume totale di
No, questa è niente, era la differenza tra le colonne di sinistra e quelle di destra. Allora, nelle colonne di sinistra, quindi i volumi totali di prestazioni che all'inizio, che sarebbero state dovute effettuare nel 2022 sono 169 inviti da mandare e 118.000 prestazioni da effettuare. Nel corso dell'anno sono state mandati 107.000 inviti e sono state effettuate 80.000 prestazioni. Quindi sono state mandate meno per la variante di qui sopra, nel senso che personale... Sì, esatto, anche perché il personale veniva anche utilizzato, cioè abbiamo avuto anche tutto il problema del contact tracing, per cui il personale è stato utilizzato per far fronte a quello che era l'emergenza Covid all'epoca, quindi si è continuato comunque a mandare l'invito, però in una quantitativa un po' minore rispetto a quello effettivamente necessario rispetto alla popolazione. Mi perdoni, ma perché già a sinistra abbiamo numeri diversi tra gli inviti e le prestazioni? Diciamo, deve corrispondere a un invito con una prestazione? No, non necessariamente, perché la persona che viene invitata non necessariamente accetta l'invito, è un invito personale e su base volontaria. Ma questo qui... Inviti o per più prestazioni, per quello gli inviti sono di più delle prestazioni? No, perché a sinistra dite da effettuare, a destra quelli effettivamente erogati, quindi che hanno effettivamente aderito, perché a sinistra è diverso. No, allora, inviti sono gli inviti che uno fa e sulla colonna di sinistra è il numero degli inviti che sono stati mandati, nella colonna di destra ne sono stati mandati in realtà 106.000, non hanno sono stati... No, 118 sono le prestazioni, non sono gli inviti, 118 fatti le prestazioni, quindi le prestazioni che in teoria io dovrei fare. Sì, certo è un'aspettativa, perché... se voi avete inviato 160.000 prestazioni pensavate che soltanto il 118 avrebbero aderito? Perché questa è la percentuale che vediamo sempre rispetto all'invito che noi mandiamo allo screening. Voi sapete come funzionano gli screening, la stima è una percentuale. Voi sapete che noi mandiamo l'invito con la lettera a casa nominale, ormai abbiamo un range per cui sappiamo che su 100 che noi mandiamo 80, dico a caso, sono quelli che rispondono e quindi calcoliamo su quello rispetto allo storico. Gli inviti sono fatti sempre sulla base della popolazione, dell'età anagrafica in base alle tipologie di screening, quindi quella è la fascia di popolazione che viene invitata, dopodiché quella varia chiaramente nel periodo successivo. Il fattore tempo nel sistema oncologico è decisivo, quindi 2 anni di tempo per l'attesa della prestazione, anche se l'avete recuperata, è difficile calcolare l'effetto della mancata prestazione, giusto? Questo è uno screening, però non è, cioè passa la popolazione sana. Sì, Quindi sì, non è negativo, cioè non sapete a questo punto gli effetti sul mercato screening, è difficile adesso sapere. È troppo, diciamo, è troppo corto il tempo, adesso dovremo vederlo, sicuramente faremo un po' una valutazione sulle, tra virgolette, mancate diagnosi, ma è il tempo è troppo ristretto per poterlo fare, diciamo. Sulla grande popolazione, sul discorso prevenzione effettivamente ci vuole anche un po' più di tempo. Però non mi pare, dai numeri che abbiamo visto nel 2022, quindi il numero di tumori poi riscontrati complessivi eccetera, non mi sembra che ci sia, però è chiaro che è un dato che va attenzionato e monitorato, questo non c'è dubbio, però oggi dai primi dati che emergono non sembra che questo fortunatamente abbia portato comunque a un ritardo nella diagnosi. Il valore dello screening non si capirebbe, invece si sa che c'è, certo, il valore dello screening. Sì, è anche vero che poi un range di tempo, l'anno di tempo non significa entro 360 giorni, può essere un po' prima o un po' dopo, cioè sono dei range in cui vengono reinvitate le persone. C'è un lasco che può consentire di recuperare con gli inviti che sono stati fatti anche le prestazioni. Ci attendiamo, sì, nel senso che ci attendiamo anche lì un recupero anche delle mancate diagnosi che dovessero essere state fatte. No, dottor Costa, ci perdoni, noi chiediamo questa cosa perché c'è stato un grido d'allarme, come lei sa molto bene, da parte degli oncologi che dicono per colpa del Covid noi stiamo vedendo dei tumori in fase avanzata con delle masse neoplastiche enormi. Ma allora, questo, guardate, questo lo comprendiamo e lo spieghiamo anche, non è solo il ritardo, che sicuramente la sospensione di alcune attività e degli screening eccetera, è anche che, e questo lo dobbiamo dire, il periodo Covid, soprattutto il primo periodo, la gente, il cittadino faceva fatica ad avvicinarsi alla struttura ospedaliera, che era la struttura sensibile, una struttura insomma che sappiamo insomma doveva gestire comunque un'emergenza all'inizio, se pensiamo a tutto il 2020, sconosciuta
non c'erano ancora i vaccini, eccetera, quindi c'era anche da parte del cittadino, e quindi il sommarsi di queste cose sicuramente ha portato a dei ritardi e oggi insomma delle situazioni che stiamo noi, ma come il livello nazionale, insomma i dati sapete che sono dati nazionali, non solo dati regionali, stiamo oggi prendendo sicuramente in esame e cercando appunto di non solo di avere numeri per dire quanto e se questo ha influito rispetto alla mancata diagnosi e alla tempestività su cui aggredire la neoplasia, se parliamo di neoplasia, ma anche rispetto poi ai percorsi insomma da mettere in campo. Questa diapositiva fa vedere però anche l'attività che è stata fatta a livello regionale per quanto riguarda tutto il discorso dei ricoveri e possiamo vedere come appunto nel 2020 abbiamo una flessione dell'attività e come nel 2022 abbiamo praticamente raggiunto sostanzialmente la stessa attività del 2019, per cui anche tutto lo sforzo che è stato fatto è anche quello di trovarci a produrre la stessa attività del 2019 che lo consideriamo come anno di riferimento, quindi nell'area pre-pandemica. E lo stesso per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, c'è questa flessione appunto nel 2020 e nel 2022 sostanzialmente i dati di attività sono analoghi a quelli del 2019. Questa invece fa vedere come l'attività appunto, la linea rossa che è quello dell'erogato, quindi qui parliamo di prestazioni ambulatoriali. Le prestazioni ambulatoriali adesso nel 2022 praticamente sono arrivate, come avevo già detto prima, sostanzialmente alla stessa quantità del 2019. La linea verde è il prescritto, quindi il numero di prescrizioni invece che vengono fatte e che abbiamo visto un calo notevole nel 2020, nel 2022 hanno addirittura superato quelle del 2019, quindi abbiamo una produzione che è uguale a quella del 2019 con una prescrizione invece che è notevolmente aumentata e quindi questo porta poi a quello che diceva prima anche l'assessore, al fatto che sì, abbiamo recuperato i sospesi dell'anno pandemico, però abbiamo in questo momento ancora dei problemi di liste d'attesa. Ma questo spiega anche in parte il problema. Mi scusi dottoressa, ma così poi evitiamo di scrivere cose che non vanno. Allora, vedo che le prescrizioni sono notevolmente superiori all'erogato. Quindi voi siete in grado di dirci qual è la percentuale di differenza tra le prescrizioni e l'erogato allo stato attuale, giusto per capire come siamo messi con le attuali liste di attesa? Cioè rispetto alle prescrizioni c'è un meno 20% di erogato, un meno 15%, siamo... Scusi, è solo raffrontarli, siccome temporalmente sono diverse, perché le prescrizioni possono fare prescrizioni classe A, B, C, c'è anche nel tempo, mentre l'erogato noi ce l'abbiamo puntuale, quindi non riusciamo a raffrontare in questo momento i tempi, perché l'erogato è quello che riusciamo a fare, la produzione calcolata adesso. La prescrizione è una prescrizione che potrebbe invece, diciamo, trovare una richiesta, insomma, anche in 360 giorni, dico, quindi lo vediamo nel tempo medio-lungo, quindi dovremmo trovare un diverso raffronto per poter usare questo parametro. Oggi faccio fatica a leggere questo grafico, nel senso che l'erogato è rimasto uguale dal 2019 a oggi. Sì, l'erogato è ripreso il 2019, quindi la produzione, come si diceva prima, pre-Covid. Il prescritto ha ripreso anche, aveva avuto un calo perché anche i medici di medicina generale erano impegnati in altro tipo di assistenza, i pazienti non andavano anche dal medico, quindi lo sappiamo tutti. Ha ripreso anche il suo livello di produzione. Non è che ci deve essere una corrispondenza, cioè che devono le due linee sovrapporsi tra prescritto ed erogato. Perché vorrebbe dire che non abbiamo nessuna lista d'attesa? No, allora, oggi noi abbiamo recuperato quasi la totalità, usiamo quasi la totalità, l'84% di quello che avevamo accumulato, ok? E questo è chiaro. Dal 2022, quindi oggi siamo nel 2023, è ritornata chiaramente la prescrizione che si è sommata o comunque è in parallelo alle 450.000 che abbiamo recuperato. Oggi la situazione è una situazione in cui la priorità 24 ore e la priorità a 10 giorni viene garantita,
C'è sicuramente lista d'attesa sulla priorità a 30 giorni e a 90 giorni. Però non sappiamo adesso quante prestazioni sono ferme in attesa di essere soddisfatte, per dire in parole povere. Esatto, così come sappiamo le 450.000 non sappiamo. Allora, oggi noi abbiamo in sospeso circa 150.000 prestazioni. Specialistica, che sono quelle a 30 o a 90 giorni. Comprendiamo gli interventi chirurgici? No, solo la specialistica. Non sappiamo quanti interventi, sono i non sappiamo quanti interventi. Ma no, perché gli interventi con il ritorno dell'attività si stanno mettendo ormai un po' a pareggio, oltre quelli che stanno recuperando, poi il resto, chiaramente anche questi sono dettati dal fatto che allora, le sale operatorie devono funzionare, ci devono essere gli anestesisti e rianimazione, sapete che è una delle specialità in cui si sta soffrendo maggiormente, no? E quindi è chiaro che è legata anche all'utilizzo al 100% oppure non al 100% dei blocchi operatori. Non abbiamo il numero oggi degli interventi, perché oggi riesco a darvi il numero delle liste d'attesa in itinere 30 e 90 giorni che si sono sommate, prescritte 2022 o quelle che sono state prescritte ieri, per esempio, perché è un dato che noi abbiamo, insomma, quindi sono anche quelle di ieri, del 2023, per capirci. Quindi al momento sono 150. 150.000, sì. Per caso ci sono anche i dati su cui chiaramente, come vi anticipavo prima, aspettiamo il finanziamento nazionale dei 500 milioni, che dovrebbe essere 40 milioni, insomma, se la suddivisione è sempre la stessa, e metteremo in campo un altro piano d'azione straordinario per aggredire subito queste 150. E posso chiedere adesso come o devo aspettare la fine? Posso chiedere? Praticamente è finita la Chiedo scusa, abbiamo anche i dati assoluti su prescritto e erogato, cioè le queriche verdi e rosse, vedo che stiamo verde circa tra 25 milioni e 30 milioni, c'è per caso un dato esatto? Certo. Erogato. Sì, allora per quanto riguarda il 2019 per il prescritto avevamo 24.700, cioè 24.700.000, adesso faccio un conto tondo, e per quanto riguarda il 2022 abbiamo 28.413.000. Per quanto riguarda l'erogato nel 2019 17.000 circa, per quanto riguarda 17 milioni credo. Per quanto riguarda l'erogato del 2022 16 milioni e 140. Assessore, mi sono visto che lei fa parte anche della Commissione Salute, quindi sì. Più avanti, no? Allora, lo Stato ha approvato a dicembre questo nuovo finanziamento di 500 milioni e alla Regione Veneto dovrebbero arrivare a 40. Adesso ne avete la prima tranche, ne avete avuto quasi 40, speriamo che siano più o meno gli stessi. Ecco, allora, siccome purtroppo quello che prevede il piano è molto legato alla carenza di medici, e quindi i direttori generali dicono sì, noi proponiamo ai nostri dipendenti di fare ore in più, però loro ci dicono o facciamo ore in più routinari o le facciamo per il recupero, non ce la facciamo perché siamo tossici. Quindi il nuovo piano come può aggirare questo problema enorme? Perché la quantità di personale anche che pesa. No, voi capite che avete toccato il nervo scoperto, che è questo, cioè voi sapete che nonostante Regione Veneto come le altre regioni continui a fare concorsi, nonostante abbiamo autorizzato non solo il turnover ma tutta la parte insomma che oggi serve soprattutto in alcuni settori, oggi il personale non si trova. Allora io credo che ci dovrebbero essere due cose possibili da fare nel nuovo piano. Uno intanto è che ci vengono confermate le stesse tariffe del piano vecchio, perché se i nostri medici vengono pagate 80 euro all'ora e gli infermieri 50 euro all'ora, io credo che
come in questo piano, insomma, avremmo anche un'adesione. Se ritorniamo invece alle tariffe pre-Covid, che erano 60 euro i medici e 30 euro gli infermieri, 32 mi sembra più o meno, è chiaro che probabilmente avremo più difficoltà. Siccome queste tariffe erano state confermate durante il periodo Covid, quindi con provvedimenti ad hoc, le regioni hanno chiesto che ritornino a essere confermate, però non abbiamo ancora la sicurezza di questo. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è rispetto appunto se non riusciamo quindi a reclutare personale, quindi avere personale nuovo, io credo che si dovrà ricorrere, come abbiamo ricorso anche in questo piano, forse in misura minore rispetto a quello che forse dovremmo ricorrere nel prossimo piano, anche ad extra budget mirati su quindi branche ben precise che verranno aggredite per cercare quindi di colmare insomma quelle che sono oggi la parte che sta soffrendo di più, che vi posso anche dire sicuramente la parte radiologica, quindi la maggior parte delle liste d'attesa che noi abbiamo sulla parte radiologica e poi sulla parte oculistica da un lato e ortopedica se parliamo di visite dall'altro lato. Quando lei parla di extra budget dice di ricorso all'aiuto del privato convenziato certo. O anche del privato puro? No, privato convenziato. E l'altra cosa, io mi ricordavo che la Regione Veneto per l'unica in Italia, sotto Natale, aveva fatto un passo in più rispetto alle altre regioni e aveva ulteriormente aumentato la tariffa per i medici che si fermano a fare ore in più nelle parti. Per il pronto soccorso. Se voi vi ricordate l'abbiamo fatto solo per il extra. Sì, questo qui voi sapete, questo qui rimane. Abbiamo previsto per legge, non c'è stata impugnata, se vi ricordate molto bene, entrava in quel pacchetto di norme in cui le altre due ci sono state impugnate, che erano quelle di alzare i massimali dei medici di medicina generale in formazione a 1000 il primo anno, 1200 il secondo anno e 1200 il terzo anno, se vi ricordate ci hanno detto di no, è solo 1000, perché poi è passata la parte nazionale con i 1000, quindi primo, secondo e terzo anno sono 1000. Invece i 100 euro per l'emergenza urgenza di personale sanitario con quindi la qualifica equipollente, il cardiologo per capirci, ne citiamo uno, che può andare quindi a fare prestazioni aggiuntive in pronto soccorso, in soccorso a 100 euro all'ora, rimane. C'è anche un discorso aperto con i sindacati per eventualmente, ne stiamo discutendo anche in quel protocollo che abbiamo fatto con i sindacati della dirigenza medica, per alzare anche ad altre categorie tipo rianimazione e anestesia. Però è un discorso in itinere. Io volevo chiedere una cosa riguardo le liste d'attesa. Una decina di giorni fa i medici di medicina generale hanno lamentato il fatto che praticamente se una persona va con una prescrizione scaduta questa viene rifiutata, in questa maniera loro dicono vengono svuotate le liste d'attesa con prestazioni che non vengono fatte, però volevo chiedere spiegazione su questo. Allora, non c'è una scadenza della prescrizione, c'è una scadenza della priorità. Facciamo un esempio. Se la persona aveva una prescrizione a 30 giorni e non si è recata in nessun CUP, non ha chiamato, non ha fatto la prescrizione nei 30 giorni previsti, quella prescrizione rimane ma non ha più il limite di 30 giorni. Quindi può comunque consumare la sua prescrizione ma non entro i 30 giorni, perché nei 30 giorni in cui era prevista, perché questo vuol dire che c'era una priorità, ma se la persona non si è recata per quindi provare a prenotare quella visita entro i 30 giorni, al 40° giorno, se va al 40° giorno, può prenotarla, ma non più con la tempistica della prescrizione a 30 giorni. Quindi non è scaduta, la può ancora consumare, ma non con quella priorità, se sono passati i giorni. Cioè, lo stesso per la prescrizione a 90 giorni. Va a 100 giorni, a 120 giorni, la può ancora consumare, ma chiaramente non ha più quella tempistica prevista. Questo proprio un'ottica anche di responsabilizzazione, ma capire perché se la persona non è andata entro i 90 giorni, forse non ha bisogno di quella prestazione, forse.
Avete un dato invece del rispetto dei tempi, appunto, delle prescrizioni, con quali percentuali vengono rispettate le priorità? No, oggi non riusciamo a darvi questo dato oggi. Io vorrei chiedere dell'attuazione dei cosiddetti RAO, che dal 1 gennaio hanno visto l'entrata in vigore con la delibera, poi c'è pendente un istruttore del garante della privacy. Vorrei capire se lo strumento è stato effettivamente implementato dai medici di base, posto che mi pare di capire non ci sia un obbligo in tal senso. Allora, io dico solo 2 parole, poi lascio la parola al dottor Pilerci. Allora, noi non abbiamo fatto altro che applicare qualcosa che è applicato a livello nazionale, su cui il livello nazionale ha fatto un'istruttoria prima di arrivare quindi a questa disposizione, in cui Agenas, medici specialistici, sindacati dei medici, insomma, hanno lavorato insieme a livello nazionale, sto parlando, per arrivare quindi a quella che è stata appunto l'applicazione che Regione Veneto ha fatto come tantissime altre regioni. Probabilmente l'abbiamo fatto più in ritardo rispetto ad altre regioni che l'avevano già fatto prima. Quindi chiariamo questa cosa, chiariamo che non c'è nessun algoritmo, quindi si è usata la parola algoritmo ma non c'è nessun algoritmo, c'è solo questo raggruppamento cosiddetto RAO, cioè delle prescrizioni, per cercare di facilitare il medico prescrittore rispetto appunto a determinate categorie. Poi alla fine rimane sempre in capo al medico prescrittore decidere, senza nessun obbligo. Il garante ci ha scritto, dopo chiaramente la rilevanza che ha avuto sui giornali la questione, abbiamo risposto al garante, non mi risulta che ci sia arrivata risposta di ritorno dal garante, ma con tranquillità, perché siamo all'interno di quanto previsto dalla norma. Non so se vuole aggiungere qualcosa. Sì, no, aggiungo solo che la richiesta che faceva il garante era di confermare se quanto apparso sugli organi di stampa fosse vero, cioè che avevamo implementato un algoritmo, ma abbiamo detto di no, perché ovviamente nella delibera che è disponibile, che potete leggere tutti, non è previsto nessun algoritmo e nessun obbligo. E sono delle tabelle di riferimento, come diceva l'assessore, a cui il medico può fare riferimento. Tra l'altro nella delibera è previsto proprio che al di là delle tabelle il medico possa decidere liberamente anche altro rispetto a quello che sarebbe previsto, per cui resta, come si diceva, la libertà di scelta al medico. Il garante ha soltanto chiesto se era vero che noi avessimo implementato un algoritmo, abbiamo risposto e siamo in attesa di un riscontro adesso. Per cui tutto quello che poi veniva ulteriormente richiesto decadeva, perché non essendoci il presupposto non era previsto assolutamente niente. Ecco, quindi siamo in attesa del riscontro. Quindi per quello che vi consta è utilizzato lo strumento, avete riscontro dell'effettivo utilizzo? Lo strumento, le tabelle di riferimento loro le utilizzavano già prima, perché come si diceva erano implementate anche in altre parti d'Italia, quindi molti medici già le utilizzavano, già erano non tutti, non con un sistema già predefinito. Faccio presente soltanto che gli strumenti informatici che sono disponibili ai medici di medicina generale sono di loro proprietà, non è la regione che li fornisce, quindi se loro si volessero dotare di strumenti, algoritmi ed altro non saremmo noi a fornirglieli, perché in questa fase né la regione né azienda zero entra, diciamo, nella modalità con cui loro fanno la prescrizione. Queste sono tabelle di riferimento a cui ovviamente sono fatte da specialisti in medicina, quindi da loro colleghi, e sono fatte per facilitarli, per capire qual è il comportamento. Questo dovrebbe portare, nella nostra ottica, ma in quella nazionale, ad uniformare i comportamenti, perché non può essere che un paziente in una determinata zona del Veneto abbia una prescrizione a 60 giorni, uno a 90, uno a 30. È chiaro che è possibile che venga fatto questo, lo decide il medico, ripeto, però insomma che ci sia un comportamento uniforme perché tutti possano avere lo stesso tipo di trattamento, perché se no capita che chi tira la giacca, lo dico, insomma, alla fine ha la prescrizione in tempi più rapidi e magari chi ne ha veramente diritto deve aspettare un po' in più. Quindi scusi, il modello RAO non devono inserirlo nel loro gestionale obbligatoriamente, possono anche ignorarlo? Il modello RAO sono delle tabelle che sono legate alla delibera che indicano per ciascuna tipologia di che ha la puntura del fenomeno, che si chiede la risonanza magnetica, quindi abbiamo delle tabelle di riferimento dei tempi di attesa. Mediamente il paziente viene prescritto con tempi di 30-60 giorni, questo è, diciamo, l'aiuto che gli viene dato ai medici. Loro poi nell'usare i loro applicativi e nel decidere hanno la massima tranquillità nel decidere quello che vogliono.
tocca a loro decidere, ne rispondono ovviamente dal punto di vista clinico, dal punto di vista anche... Dicono proprio noi conosciamo la storia del paziente. Certo, ma infatti però diciamo, questo aiuterebbe loro nel dire mediamente questo è il modo con cui gli specialisti individuano un tempo d'attesa, cioè per quella condizione clinica questo è il tempo d'attesa di riferimento, nient'altro. Poi loro invece devono comunque fare la loro riflessione clinica e prevedere qual è il tempo d'attesa normale. Possono discostarsene, non devono nemmeno motivarlo, perché è previsto anche che c'è un altro, cioè nelle tabelle c'è scritto altro, quindi ci sono le categorie di previsione e poi altro. Loro possono individuare quello che ritengono. E questo dipende chiaramente dalle condizioni cliniche del paziente, dalla storia del paziente che loro conoscono, però di algoritmi, cioè di preimpostati che tirano fuori già una data, non c'è assolutamente niente, non lo ha fatto nessuno, tantomeno noi. Dottore, mi scusi, voi avete quelle che una volta si chiamavano prestazioni traccianti, cioè potete darci le 10 prestazioni più richieste e più o meno il tempo di attesa imposto dalla regione o dalla legge e il discostamento? Possiamo recuperarle, eventualmente fargliele avere, non siamo in grado di darvele adesso, possiamo però con l'ufficio stampa recuperarvele e farvele avere. Solo per dire alla gente quali sono le 10 più richieste. Va bene. Come leggete questo aumento delle prestazioni, delle prescrizioni, chiedo scusa, tra 2019, quindi pre-Covid, e 2022? Parliamo di quasi 4 milioni in più. Sono aumenti dovuti alla medicina difensiva, per esempio? È un effetto, perdonatemi l'espressione, dottor Google, per cui dopo il Covid tutti siamo diventati espertissimi, per cui imponiamo al nostro medico di farci fare degli accertamenti di cui magari prima ignoravamo persino l'esistenza? La popolazione che è più malata complessivamente nel giro di 3 anni? Io credo che diciamo, la cosa che influenza maggiormente è il post-Covid, perché tanta gente ovviamente avrà dei sintomi o comunque avrà un percorso post-Covid abbastanza importante. In più ci sono quelli che, come si diceva, che magari non hanno avuto accesso alla medicina, al medico di medicina generale o hanno preferito magari non andare subito perché non era un'urgenza, per cui c'è l'effetto onda successivo e dovremmo avere anche questo probabilmente una normalizzazione nei tempi rapidi. I medici sono adesso operativi tutti quanti perché i pazienti si recano ai sportelli, chiedono di fare gli approfondimenti e chiaramente il lavoro ci aspettavamo che fosse un po' maggiore, come sempre capita nei periodi come per le prestazioni, nei periodi successivi c'è sempre un effetto rimbalzo, però probabilmente il grosso è dovuto intanto al fatto epidemico sicuramente e in parte anche a prestazioni che erano rimandabili. Quindi sono state poi effettivamente sia l'accesso al medico sia la prescrizione è stata fatta in tempi successivi. Credo che siano i 2 effetti principali. Sicuramente il fattore Covid influisce, non c'è dubbio su questo. Cioè, nel senso che io credo, insomma, l'esperienza vissuta porta sicuramente a una maggiore attenzione, una maggiore richiesta e anche una maggiore, se vogliamo, medicina difensiva. Cioè, quindi metterei insieme un po' tutte queste cose. Certo. Assessore, per me l'ultima domanda, mi perdoni. C'è stata l'approvazione dell'emendamento in Parlamento al milleproroghe per cui è stato accettato quello che il Veneto insomma, aveva sempre cercato di portare avanti, ovvero l'innalzamento a 72 anni dell'età pensionabile dei medici del sistema pubblico. No, è solo quello dei convenzionati, mi risulta. Sì, del sistema pubblico convenzionati, sì. Sì, però non degli ospedalieri. Cioè, il Veneto avrebbe chiesto l'innalzamento di tutti i professionisti, però comunque... Sì, l'emendamento del quale è stato bocciato, almeno è un po' una via di mezzo. Volevo chiedere, al momento, voi siete in grado di darci più o meno il numero degli over 65 medici che sono in servizio, sono tornati in servizio dopo il pensionamento? Sui medici di base allora stiamo parlando? Sui medici di base per questo nuovo decreto, ma anche sugli ospedalieri, anche in base alla delibera che Zai ha fatto per primo in Italia, ancora nel 2019. Allora siamo in grado, nel senso ci dovete dare un po' di tempo per capire se riusciamo a recuperare un po' di dati su questo, sia sulla parte ospedaliera che sulla parte territoriale. Tenete conto che il discorso territoriale, quindi parliamo relativamente all'emendamento che va bene, insomma lo vediamo sicuramente in modo molto molto positivo, anche qui però si scontra col fatto che molti medici territoriali tenderebbero ad andare in pensione anche a 68 anni, 67, quindi
Non credo, adesso non voglio essere pessimista, ma non credo che ci sarà un'adesione fino ai 72 anni così elevata. Però è altrettanto vero che voi sapete che invece abbiamo tanti medici dentro le case di riposo, tipo, che sono oltre i 70 anni, perché quello è un medico di fatto privato, cioè quindi è un medico che è già andato in pensione e che può prestare il proprio servizio tipo come medico, quindi di riferimento dentro la casa di riposo anche oltre, lì ci sono molti più casi. Se riuscite a darci un quadro sia degli ospedalieri che dei convenzionati sarebbe importante. Proviamo, non riusciamo tutto oggi, quindi oggi mi impegno per le 10 prescrizioni in modo che rientra nell'articolo che fate per domani, mentre quello lo diamo nei giorni successivi. Vedo che allora, oggi mi annuiscono, quindi faremo così. Grazie. Posso chiedere una cosa io, anzi due. Per quanto riguarda invece il privato accreditato o il privato puro, avete dati, numeri, stime un po' più precise per capire quanto l'attesa, il parco di liste di attesa abbia influito per cui sia tutto finito nel privato? Un dato su questo proprio? Non abbiamo il dato, però adesso io, cioè, nel senso, vedendo le richieste delle singole USL, cioè, o ricordando un po' insomma le richieste delle singole USL, hanno cercato in primis di provare con i due strumenti, quindi prestazioni aggiuntive e reclutamento del personale. Poi la terza opzione è stata su questo piano, quindi quello che vi abbiamo appena spiegato, quella dell'extra budget rispetto al privato accreditato e convenzionato. Quindi sì, c'è sicuramente, alcuni hanno chiesto del budget aggiuntivo specifico per aggredire alcune situazioni che erano quelle un po' più deboli, però non c'è stato a memoria insomma un numero proprio importantissimo per quanto riguarda il ricorso al privato. Perché praticamente mi pare quasi uguale, 19 22. Ma quella è l'attività? Quella è l'attività, ok. Complessiva, è l'attività complessiva quella. Ecco, allora, sta per concludersi la conferenza stampa a Palazzo Balbi sulla sanità, sullo stato della sanità del Veneto per quanto riguarda le liste d'attesa. Avete sentito il punto dell'assessore Manuela Lanzarin, accompagnata dai due tecnici che hanno appunto relazionato su quello che è lo stato appunto dell'arte in questo momento, raffrontando quelli che sono i dati del 2022 in proiezione rispetto a quelli del 2019 al pre-Covid. Ebbene, per riassumere velocemente, per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, quindi le prestazioni chirurgiche, il recupero è del 56% in termini assoluti, che però poi effettivi diventa 77% per quanto riguarda le prestazioni chirurgiche, calcolando coloro che nel frattempo non hanno più bisogno della prestazione chirurgica. Per quanto riguarda le visite specialistiche è stato recuperato l'84%, mentre per quanto riguarda lo screening oncologico siamo al 68% di recupero delle prestazioni e al 63% di recupero degli inviti mandati. Anche in questo caso, raffrontando con lo storico quello che è il dato poi relativo alle persone che effettivamente rispondono allo screening, quindi una volta ricevuta la lettera si presentano ad effettuare l'esame, il recupero effettivo è quasi completo, siamo al 97%. Complessivamente diceva l'assessore, il dato forse più preoccupante è quello delle prestazioni specialistiche. Ci sono ancora 150.000 prestazioni specialistiche in sospeso. Prestazioni specialistiche si intende quelle con prescrizione a 30 e 90 giorni. Si sta migliorando, anche se l'intero sistema deve purtroppo affrontare il problema legato alla carenza del personale sanitario, in particolare medici ed infermieri. Questi sostanzialmente i punti essenziali emersi dalla conferenza stampa. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco.
Eccoci, siamo nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Abbiamo sentito la conferenza stampa a Palazzo Balbi sulla sanità e le liste d'attesa. Torniamo ora alla cronaca e torniamo in particolare a parlare di quell'odioso fenomeno della violenza nei confronti degli autisti della MOM, la società che gestisce il trasporto pubblico locale in provincia di Treviso. Ebbene, è accaduto lunedì mattina un fatto davvero incredibile. Hanno inseguito un bus della MOM, poi hanno messo l'auto di traverso sulla carreggiata per bloccarlo e far salire a bordo i propri figli, minacciando l'autista. Una vera e propria follia, quella che si è consumata a Riese Pio X, con protagonisti 2 genitori. Il fatto, che tra l'altro poteva avere delle ripercussioni anche sulla sicurezza degli altri studenti che erano a bordo del mezzo, viene stigmatizzato dal presidente di MOM, che denuncerà i 2 genitori non appena verranno identificati. Perché abbiamo dei testimoni e stiamo cercando di risalire, perché questo è un fatto intollerabile. Non è possibile che si accetti una situazione di questo tipo. E quindi noi stiamo cercando questi 2 personaggi, perché io personalmente li voglio denunciare. Giacomo Colladonna, presidente della MOM, è furioso. Quanto accaduto a Riese Pio X è davvero incredibile e intollerabile. Al mattino, alla fermata del bus degli studenti, il primo pullman, come previsto, non si ferma, perché poco dopo è previsto il passaggio di altri 5 mezzi, distanziati di pochi minuti per il trasporto scaglionato dei ragazzi. È a questo punto che si scatena la follia. 2 padri, in auto con i figli, si lanciano all'inseguimento del mezzo, suonano il clacson, sfarfallano gli abbaglianti, fino a quando uno accelera, supera il bus e come in un film si mette di traverso sulla carreggiata bloccandolo. Scesi dalle auto, i 2 genitori, insultando l'autista, si sono fatti aprire le porte ed hanno fatto salire i figli. Il tutto sotto gli occhi attoniti degli altri studenti a bordo del mezzo. Un fatto gravissimo, prosegue Colladonna, sia per la sicurezza dei passeggeri che dal punto di vista educativo. C'erano molti ragazzi a bordo del mezzo, hanno visto questa scena. È una scena quindi intollerabile anche sotto l'aspetto dell'educazione. Io non so questi genitori come possono educare i figli se poi si comportano in questo modo qua. Intanto si rafforzano le misure di sicurezza sui bus. Tutti i nuovi autobus che stanno arrivando e sono arrivati, ormai sono già un centinaio arrivati, quelli che stanno arrivando, hanno tutti questi sistemi, il cosiddetto panic button. Praticamente nel momento in cui succede qualcosa basta allertare le forze dell'ordine che sono collegate, quindi tutte le telecamere possono vedere in tempo reale cosa sta succedendo. MOM ha contattato questura e prefettura e nei prossimi giorni la questione verrà affrontata a livello provinciale. Intanto sono in corso le indagini per individuare i 2 genitori. Io ho allertato anche le forze dell'ordine, ho inviato anche il prefetto e ho chiesto un incontro anche al questore, perché la situazione non è che sia una situazione fuori controllo, però è una situazione che merita attenzione. E quindi bisogna che in alcune aree del servizio sia data più attenzione rispetto a altre. Ecco, proprio per continuare a parlare di questo tema che sta creando non poco allarme in provincia di Treviso, proprio per il ripetersi continuo di questi episodi, ci colleghiamo con Castelfranco, dove c'è il nostro Nicola Marcato in compagnia di Stefano Bergamini della CISL, rappresentante appunto sindacale degli autisti di MOM. Buongiorno Nicola. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Continuano le aggressioni nei confronti degli autisti della MOM. Questi fatti allarmano sempre di più. Con noi a parlarne c'è Stefano Bergamin del sindacato della CISL. Buongiorno a tutti. Allora, i fatti purtroppo sono deprecabili e sono 2 tipologie di fatti diversi. Quelle aggressioni che ormai siamo abituati a subire, quelle da parte di giovani, di ragazzi, per maleducazione oppure per stimolo di branco, dove si vogliono far vedere o vogliono far apparire quello che non sono in realtà. E invece questa volta, lunedì scorso, è successo un fatto diverso, dove che praticamente gli aggressori non sono più i ragazzi, ma sono stati i genitori, Allora in questa linea è perfettamente servita da 6 corriere e c'è un piano di carichi. Il piano di carichi è appunto perché agevolare che non ci siano
corriere troppo piene e corriere troppo vuote. Qualcuno ha pensato che qualcuno volesse lasciare a piedi sti ragazzi, ma in realtà non è così. Non si pensa che l'inseguimento in una strada pubblica, il sorpasso di un mezzo pubblico, bloccare la corriera in mezzo alla strada costringendola ad una frenata brusca può essere pericolo non solo per i ragazzi sopra, per il conducente, ma anche per i cittadini normali. Purtroppo dopo c'è stata anche l'aggressione da parte di questi genitori che non hanno voluto sentire ragioni da parte dell'autista, non hanno voluto sentire spiegazioni. Siamo al paradosso, è come che stiamo parlando di un insegnante che mette una nota, non si mette in discussione l'alunno perché ha preso la nota, ma si mette in discussione l'insegnante che ha dato la nota. Purtroppo ormai non ci sono più regole, la maleducazione dei figli è generata probabilmente da qualche genitore. Senta, il presidente Coladon, il presidente di MOM, ha intenzione di incontrare nei prossimi giorni il prefetto e anche il questore per parlare di sicurezza. Ecco, voi chiedete più sicurezza, sono in atto delle misure nei prossimi giorni proprio per cercare di circoscrivere questi fenomeni di violenza e individuarli. Adesso Coladon ha detto: se troveremo i responsabili di questa gincana con le auto, con questa li denunceremo. Certo, fa molto piacere che almeno su questo punto l'azienda ci spalleggia, siamo dalla stessa parte per il trasporto pubblico, per un trasporto corretto e in sicurezza del cittadino, dei ragazzi. Ci fa piacere che l'azienda si costituisca anche a parte civile e sorregga appunto quelle che sono le reali vittime, che siamo noi autisti, oltre che ai passeggeri che stanno subendo, che pagano regolarmente biglietto, che pretendono un giusto servizio come dovrebbe essere. Quali saranno le misure di sicurezza che verranno adottate nei mezzi? Allora, nei mezzi stiamo già come RSU, come segreteria FIT-CISL, lavorando da diverso tempo, dove che tutti i nuovi mezzi verranno dotati del nuovo sistema Panic Button. È un sistema dove che l'autista può allertare subito la sala controllo esercizio della MOM e in automatico si attivano le telecamere alla questura e da quel momento partono subito i soccorsi. Oltre a questo abbiamo chiesto e ottenuto da parte dell'azienda che i nostri agenti accertatori, che sono in primis quelli coinvolti in fatti di aggressioni, vengano dotati di una body cam. Questo ovviamente sarà a sicurezza loro e a sicurezza di tutti quanti quelli che saliranno sui mezzi. Quello che noi chiediamo è soprattutto che l'azienda ci sta dando una mano nel chiedere alle istituzioni è che ci siano dei posti garantiti di sicurezza. Ad esempio, lungo Sile Mattei di Treviso è diventato un Bronx. In certi orari, soprattutto la sera, soprattutto il sabato pomeriggio, c'è di tutto e a volte è impossibile anche partire con la corriera. Altre zone pericolose è il Biscione a Conegliano, anche là è una zona veramente, sta diventando un Bronx, sta diventando anche là. Altra zona pericolosa è la linea 131-132, dove siamo in preda delle bande di extracomunitari che praticamente per vanto loro si stanno impadronendo della linea e in questi posti purtroppo non si può far nulla. Se per noi è tutto, ritorna a voi la linea, a voi studio. Grazie allora a Nicola Marcato e a Stefano Bergamin della CISL, rappresentante appunto degli autisti della MOM. Noi ora proseguiamo con la cronaca giudiziaria, perché si va verso altri 2 anni di attesa prima che inizi il processo. Parliamo dell'incendio alla Grenfell Tower di Londra, lo ricorderete, nel 2017, un rogo devastante nel quale persero la vita anche 2 giovani veneti. Tempi lunghi per il processo sull'incendio del grattacielo di Londra, la Grenfell Tower, nel quale morirono Gloria Trevisan e Marco Gottardi, i fidanzati rispettivamente di Campo San Piero e San Stino di Livenza. I 2 giovani, all'epoca Gloria aveva 26 anni, Marco 27, vivevano nella capitale londinese dove lavoravano come architetti fino a quel tragico 14 giugno del 2017. Il processo, si diceva, che dovrà accertare le eventuali responsabilità penali, secondo la documentazione legale in mano alle famiglie, potrebbe iniziare solo nel 2025.
I passaggi sono resi più complicati dal fatto che nel rogo persero la vita 70 persone e quindi l'elenco di chi portare in giudizio e delle famiglie coinvolte è molto lungo e complicato da stabilire. In sostanza, a quanto pare, il 2023 sarà l'anno della verifica degli atti dell'indagine da parte della polizia e il 2024 quello dell'analisi delle prove e della preparazione della lista delle persone coinvolte da parte dei magistrati londinesi. Ancora cronaca dal Vicentino, un blitz delle forze dell'ordine nel territorio comunale di Sandrigo, obiettivo riportare ordine e prevenzione in alcune aree particolarmente degradate dove la sicurezza urbana è più carente. Sandrigo, operazione straordinaria di polizia interforze nei luoghi segnalati dal sindaco e dai residenti dove maggiormente si sono concentrati gli episodi criminali di tipo predatorio e di degrado urbano. 25 agenti hanno setacciato alcuni edifici abbandonati e controllato 3 esercizi pubblici e 19 veicoli, 112 con il sistema Mercurio in dotazione e gli equipaggi. Complessivamente sono state identificate 58 persone, di cui 18 stranieri e 15 con precedenti penali. Al termine dell'attività il questore ha disposto 2 ordini di allontanamento dal territorio nazionale per 2 stranieri ritenuti particolarmente pericolosi, un 46enne marocchino in particolare, un soggetto aggressivo già noto per numerosi reati a suo carico, tra i quali lesioni personali e porto d'armi. Disposti inoltre 2 fogli di via obbligatori dal comune di Sandrigo e 3 avvisi orali. Una lite tra coniugi avvenuta nel Vicentino, finita con ferite per entrambi, si è conclusa con il sequestro di armi e munizioni al marito denunciato per la mancata custodia da parte della polizia. L'episodio è avvenuto a Rosà, appunto nel Vicentino, dove una pattuglia delle volanti del commissariato di Bassano del Grappa è intervenuta per una lite tra una donna di 45 anni uscita dall'abitazione e il marito di 52 anni che aveva avuto la peggio con alcuni lividi sul viso. In casa sono stati trovati cocci di vetro, monetine e oggetti vari sparsi dappertutto sul pavimento. La vicenda, che non ha portato a denunce penali, ha avuto comunque uno strascico amministrativo, poiché l'uomo, ex dipendente di un poligono di tiro, è risultato titolare di una licenza di porto di fucile per uso caccia, con numerosi fucili e pistole in casa. Su disposizione del questore di Vicenza Sartori, dunque, gli incidenti gli hanno revocato il permesso e sequestrato 5 fucili, una pistola e una carabina d'aria compressa. Uno dei fucili si trovava in casa e non nell'armadio blindato dove erano custodite le altre armi. A casa della madre dell'uomo è stato rinvenuto uno zaino con 141 cartucce calibro 12. Il marito è stato quindi denunciato per omessa custodia delle armi. E torniamo ora a parlare del lancio di sassi dal cavalcavia sulla superstrada pedemontana tra Montebelluna e Trevignano. È caccia 3 ragazzini che sono stati visti allontanarsi dal luogo in motorino e nella zona, in quella stessa zona, nelle ultime settimane si sarebbero verificati diversi episodi di vandalismo. Il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, parla di fatto gravissimo. Io mi auguro che queste persone, questi deficienti, perché questo è il loro nome, vengano al più presto individuati e anche puniti in modo esemplare, perché credo che il fatto si commenti da solo. È una faccenda gravissima che grazie a Dio non ha avuto conseguenze peggiori, ma non deve assolutamente ricapitare. Continuano le indagini sull'inquietante episodio accaduto domenica pomeriggio sulla pedemontana veneta, quando da un cavalcavia tra Montebelluna e Trevignano 3 ragazzini hanno lanciato sassi sulle auto, colpendo il parabrezza della vettura di un automobilista toscano che percorreva la superstrada con la moglie. Per fortuna, ha scritto il conducente lanciando l'allarme su Facebook, dopo aver avvisato le forze dell'ordine, il sasso ha colpito il parabrezza in basso, prendendo anche il tergicristallo. Se avesse colpito al centro, avrebbe sfondato il parabrezza e colpito mia moglie sul lato passeggero.
Un fatto gravissimo che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. L'automobilista ha fornito anche la descrizione dei 3 ragazzi in sella a motorini che si sono allontanati dopo aver lanciato il sasso, e proprio in quella zona, al confine tra i comuni di Montebelluna e Trevignano, nelle ultime settimane si sono registrati atti vandalici. Stiamo lavorando anche con il sindaco di Trevignano, Franco Bonesso, proprio per capire cosa sta accadendo in questa zona. Io ho già contattato stamattina il comandante della stazione dei Carabinieri, oggi pomeriggio contatterò anche il comandante della compagnia con i quali comunque siamo in stretto contatto proprio per vedere se è possibile effettuare altri ulteriori passaggi. Mi preme sottolineare che i Carabinieri già fanno veramente un sacco di giri su tutto il territorio. Non si sa al momento se l'episodio di domenica sia l'unico, ma lo sfregio che abbiamo ripreso proprio questa mattina ad una delle vetrate che proteggono dall'alto la pedemontana in trincea in questo tratto fanno supporre che almeno un altro lancio ci sia stato. Le indagini proseguono ed il sindaco si appella anche alle famiglie. Serve il supporto delle famiglie. L'educazione e il rispetto del prossimo non deve essere materia di competenza solo delle istituzioni. Ecco, ora torniamo a parlare del caso che sta riportando Treviso sulle cronache nazionali, quello degli insulti razzisti ai danni di un arbitro di calcio. E abbiamo in collegamento, e io lo ringrazio per essere con noi, Lai Abdoulaye Ndiaye, che è presidente di Cittadinanza Attiva Treviso. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Grazie. Scusatemi perché sono al tutto del lavoro, perché sono appena fatto il pauso di pranzo. No, la ringrazio per aver trovato questi minuti per essere con noi, perché si torna insomma a parlare di razzismo in provincia di Treviso, in particolare in quest'ultimo periodo nel mondo dello sport. C'è stato a Natale, lo ricordiamo tutti, il caso di Traoré, no? Il rappresentante della Benetton Rugby, che è stato insultato insomma con una banana fatagli trovare nell'armadietto. Di questi giorni la denuncia della campionessa del volley Paola Egonu. Ora quest'ultimo grave episodio che è avvenuto appunto nel fine settimana durante la partita Bessica-Fossalunga, nella quale insomma sono state lanciate delle pesanti offese al direttore di tipo razzista, appunto al direttore di gara Mamadi Cissé, arbitro appunto della sezione di Treviso. Allora, prima di commentare questo fatto vorrei che vedessimo l'episodio proprio specifico su questo tema. Vediamo il servizio. La storia si ripete e lo stupore anche. Gli insulti razzisti colpiscono questa volta un arbitro di colore. L'episodio è avvenuto durante la partita di calcio di seconda categoria Bessica-Fossalunga. Il direttore di gara, per alcuni spettatori, è colpevole di aver fischiato un calcio di rigore verso la fine del match. Iniziano le offese dei tifosi. L'arbitro decide di interrompere la partita all'87° minuto e si ritira dopo il terzo fischio verso gli spogliatoi. Decisione irrevocabile causata da un insulto di discriminazione razziale che uno spettatore gli avrebbe rivolto dagli spalti subito dopo il pareggio degli ospiti avvenuto dopo il penalty. Madama Cissé, nato nel 1987 in Guinea, è un arbitro della sezione AIA di Treviso dal 2016. I dirigenti delle squadre hanno riferito che la scelta del direttore di gara è stata improvvisa, senza avvisare i capitani, procedura che ogni arbitro deve rispettare e che il Bessica in parte non ha digerito. La società prende comunque le distanze dal comportamento di alcuni tifosi. Non è colpa della società Calcio Bessica o dei giocatori, perché non posso star là a attendere tutti i tifosi con la pistola. Sul risultato della gara ed eventuali sanzioni deciderà il giudice sportivo di Treviso. Adesso non so se possono togliere i punti, nel senso il pareggio, fare la vittoria a tavolino per il Fossalunga, questo non lo so, alzo le mani. So che possono chiudere lo stadio per una partita e darsi la multa.
Non è la prima volta che Cissé subisce insulti per colpa del colore della sua pelle. Nel 2018 fu insultato durante la partita del Biancade Carbonera contro l'Arcade dopo aver deciso di espellere l'allenatore di casa. Indignato su quest'ultimo episodio è intervenuto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Io oggi sono Cissé, tutto il calcio deve combattere questa forma di cultura becera che deve essere espulsa dal nostro sistema. In linea il pensiero di Giuseppe Ruzza, presidente regionale Lega Nazionale Dilettanti della FIGC. Il campo sportivo deve essere assolutamente un luogo di divertimento e di vera inclusione. Valori questi che non devono essere minati dal comportamento di pochi esagitati. Poche ma significative le parole scritte da Cissé nel sito dell'AIA. Per me essere un arbitro ha un significato fondamentale, mi ha aiutato a integrarmi in una seconda famiglia, a crescere e a maturare. Ora posso restituire ai giovani quello che mi è stato donato, trasmettendo loro la mia grande passione per l'arbitraggio. Ecco, allora, l'AI Abdoulaye Ndiane, abbiamo visto, no, questo servizio, certo che al di là poi di quelle che sono le conseguenze specifiche nell'ambito sportivo, si riaccende sulla marca un riflettore, no, di razzismo. Voi con le varie associazioni che fanno capo appunto a Cittadinanza Attiva vi occupate proprio nello specifico di integrazione, di antidiscriminazioni. Che situazioni state riscontrando? Purtroppo questa situazione sta diventando sempre più grande. Non diciamo che nella Marca, nel Veneto nel generale, che c'è un problema generale, però i nostri soci incontrano questi problemi qua. E noi, il nostro voglia è di integrarsi e stiamo facendo tutto per integrarsi, perché oggi la persona che hanno offeso non è che l'hanno trovato a fare delinquenza, lui stava lavorando, lui stava partecipando a un lavoro, come io sono un lavoratore con mio collega qui presente e come tanti altri. Dunque noi pensiamo che si vuole un'educazione di base, io penso di questo, che si vuole un'educazione di base per rispettare la persona, perché oggi non parliamo della persona di colore, ma di rispettare l'essere umano, la persona. E dunque, se qualcuno ha fatto male, questo devi rispondere, però questo, la politica o la giustizia devi dare delle risposte, perché se ogni cosa che succede e dopo come una squadra li tolgono 3 punti e dopo domani ricominciano, non penso che questo è realmente il problema. Il problema è un'integrazione reale delle persone, perché noi sappiamo che in Italia, nella Marca Trevigiana, siamo una risorsa che rispetta le regole, che partecipa allo sviluppo di questo paese e rispettiamo le regole. Dunque questo non possiamo fare di più di quello, di rispettare le regole, di lavorare, di pagare le tasse e di rispettare tutti. E noi vogliamo solo che questo diventi una cosa viceversa. E noi è difficile, perché anche la settimana scorsa abbiamo fatto delle riunioni di associazione e la gente ci dicono che è veramente difficile, che veramente è una cosa che è difficile di accettare, perché quando qualcuno ti offende nel tuo colore di pelle o ti offende gratuitamente solo per offenderti, allora là diventa molto grave. Noi chiediamo a tutti una collaborazione per l'integrazione, perché l'integrazione si fa a 2. Noi vorremmo farla e vorremmo anche che le altre mettano un passo verso di noi,
perché è solo l'Italia che guadagna su questo. Certo, giustamente, quindi lei dice giustamente, insomma, noi siamo persone che lavoriamo, vogliamo solo integrarci, rispettiamo le regole e vogliamo noi stessi essere rispettati. Io la ringrazio davvero per essere stato con noi, so che deve scappare perché sta approfittando proprio di questi pochi minuti nella pausa pranzo, e la ringrazio davvero per questo collegamento. Un saluto, una buona giornata e un buon lavoro allora a Lai Abdoullah Indiane, presidente di Cittadinanza Attiva Treviso, che vedo supportato anche dal suo collega di lavoro. Grazie, buona giornata e un saluto. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, abbiamo il meteo e la pubblicità, poi torniamo in diretta per parlare di turismo veneto alla chiusura della BIT di Milano. A tra poco, restate con noi. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Alta pressione ad oltranza, prosegue la lunga fase stabile sul nostro territorio. Il dettaglio di mercoledì 15 febbraio. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, sulla pianura e nelle valli prealpine possibili varie nebbie, in dissolvimento di mattina e nuova formazione di sera, altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature con andamento piuttosto irregolare, minime tra -1 e 2 gradi, massime invece tra i 9 e gli 11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, cielo in prevalenza sereno anche qui, non si escludono delle parentesi un po' più nuvolose in giornata, ma insomma senza conseguenze. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole con cielo sgombro da nubi. Temperature minime intorno a -1-3 gradi, massime sui 13-14 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci, siamo nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Dicevamo appunto che siamo in questa seconda parte della nostra diretta, pronti per parlare di turismo all'indomani della chiusura della BIT, la Borsa Italiana del Turismo, che si è tenuta a Milano. Vedo che abbiamo già collegato Marco Michielli, presidente di Confturismo Veneto. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e buongiorno soprattutto ai telespettatori. Allora, grazie. A brevissimo dovrebbe collegarsi anche Federico Caner, assessore al turismo della regione del Veneto. Allora, Michielli, diciamo innanzitutto come è andata, no, in questi 3 giorni che hanno acceso i riflettori del mondo sul turismo, come è andata in particolare naturalmente in riferimento al nostro territorio che torna in mostra, insomma, dopo un periodo che sicuramente, ne abbiamo parlato tanto in questi anni, ha visto proprio il settore turistico tra quelli maggiormente in difficoltà negli anni della pandemia. Mi preme fare una precisazione iniziale, che è questa. Con la diffusione dell'elettronica, io la chiamo, insomma, i telefonini, i computer, eccetera, il turismo si è spostato radicalmente da quello che era l'intermediazione da parte delle agenzie viaggi, le grandi fiere, le grandi occasioni, alle prenotazioni o anche alla semplice visualizzazione delle opzioni possibili su internet. Questa premessa serve a precisare che l'importanza di queste kermesse si va riducendo di anno in anno. La BIT non è mai stata la più importante fiera europea del turismo, perché c'è la fiera di Berlino, c'è la fiera di Londra, che sono le due maggiori. La BIT, pur rappresentando l'Italia, che è il paese più turistico ovviamente,
è sempre stata, non dico tono minore, è poco simpatico dirlo, ma insomma è sempre stata un po' meno frequentata, un po' meno competitiva, ecco, rispetto a queste. Il trend non può che continuare incalando, voglio dire, per cui voi avete visto che tutta una serie di piccole manifestazioni, di più piccole, per meglio dire, manifestazioni in varie città italiane e europee sono andate, le fiere, insomma in buona sostanza, sono andate chiudendo o notevolissimamente ridimensionate per finire col chiudere fra qualche anno. Quindi il futuro della BIT, la BIT è interessante perché comunque un paese iperturistico come l'Italia non può non avere una fiera del turismo, esattamente come non può non avere una compagnia aerea, permettetemi la battutina, un paese che si vanta di essere non il più frequentato magari, ma sicuramente il più desiderato al mondo. Questo non è che lo diciamo noi italiani per compiacerci, ma sono statistiche internazionali. Deve per forza mantenere questo tipo di manifestazioni. Ora, per gli operatori, sia per gli operatori che per gli spettatori, ripeto, la fascinazione verso questo tipo di manifestazioni va scemando sempre di più. Le prenotazioni si fanno, ripeto, su internet. Se lei vuole vedere qualcosa delle Maldive, mentre 30 anni fa doveva andare alla BIT, farsi dare un catalogo, rubare il catalogo dalle mani della signora di fianco per poter avere 4 foto di queste mitiche Maldive di cui leggevo sui giornali, adesso su internet in una sera si fa una spanciata di foto che le sembra di esserci nata in qualunque sia il posto al mondo. Quindi, ripeto, le fiere hanno una loro importanza che va sempre più decrescendo. Non è andata male questa BIT, però sempre appunto in questa ottica. Ecco, per quanto riguarda, diciamo, sicuramente comunque è una vetrina, diciamo, in qualche senso comunque importante per quella che è l'offerta turistica, nel caso nostro ovviamente del Veneto. Che impressione ha avuto lei relativamente a quello che è stato l'interesse, no, delle persone nei confronti di quello che è il turismo veneto, di quella che è l'offerta del Veneto? Allora, diciamo che il Veneto, che è la regione, ricordo, più turistica d'Italia, perché noi siamo convinti di essere grandi produttori di pezzi di ricambio per automobili, di abbigliamento, questo e di quello, ma la realtà è che siamo la prima regione turistica d'Italia come numero di presenze e, se mi lascia dire con un po' di orgoglio, anche come attrattività dei poli. Una città come Venezia ce l'abbiamo solo noi, Cortina e il sistema delle Dolomiti lo condividiamo in realtà un po' con gli amici trentini, friulani, eccetera, ma la stragrande maggioranza sono da noi. Il lago di Garda è un unicum in Europa, ce l'abbiamo noi. Il sistema delle spiagge è quello che fa più presenze turistiche di tutta Italia, quindi abbiamo per non dimenticare, ricordiamoci anche appunto che c'è Verona, quarto polo turistico italiano, c'è Vicenza, c'è Treviso, Padova, le città d'arte che hanno una grande attrattività e appunto quest'anno lo stanno dimostrando anche a pieno. Ora, l'attrattività nei confronti, la voglia di venire in Veneto è, se posso dire, sembra addirittura più forte che prima della pandemia. Questo è dovuto a 2 fattori. Uno, quello strascico che è rimasto dentro a ciascuno di noi, ma è rimasto dentro anche, che so, ai tedeschi, agli svizzeri, agli austriaci, ai francesi, quella attenzione verso il rischio, diciamo, per cui cosa che porta a privilegiare mete che abbiano una sanità di eccellenza, e il Veneto ha una sanità di eccellenza. Mete che vengono percepite come più sicure rispetto ad altri competitor che magari hanno una fascinazione straordinaria, per carità, come i paesaggi eccetera, però non altrettanto sotto il profilo medico. Mi spiego meglio con un esempio. Credo che chiunque di noi intanto preferisca non prenderselo il Covid, questo è ovvio, però dovendo preferisce prenderselo a Padova piuttosto che prenderselo a Sharm el Sheikh o in Kenya. Ecco, questo fattore che
condiziona il turismo, il fattore paura condiziona da sempre il turismo. Spiego meglio: squalo mangia turista Sharm el Sheikh, per 3 mesi Sharm el Sheikh vuota, 3 mesi dopo Sharm el Sheikh si riempie di nuovo, la gente, terremoto in 3 mesi niente, e poi dopo la gente torna. La gente ha la memoria abbastanza corta, vive dello shock di una notizia, ma 2 o 3 mesi dopo non pensavo, sinceramente, faccio un mea culpa, non pensavo che la coda del Covid invece avrebbe rappresentato un volano per parecchi anni. Noi pensiamo che perlomeno a tutto il 2024 dispiegherà i suoi effetti, portando più gente in Italia di quanta prima ne venisse dall'estero, ma soprattutto facendo rimanere molto di più in Italia gli italiani, che come è noto sono, il nostro è uno dei paesi con maggiori flussi di traffico in uscita di turisti che vanno appunto in mete esotiche, in mete straniere. La gente ha preferito fare i weekend a Venezia, a Firenze, a Padova, piuttosto che andare a fare il weekend a Parigi. Gli italiani, ecco. Per quel che riguarda gli stranieri, mancano ovviamente i russi, però c'è stato un ritorno prepotente degli americani. Anche questa è una cosa che ci ha sorpreso, perché non pensavamo con questa intensità, e quindi il viatico per la stagione estiva e credo per tutto l'anno, sempre salvo rimanendo la situazione in Ucraina, è sotto i migliori auspici, insomma. Ecco, peraltro diciamo siamo anche in un momento particolarmente come dire florido per il turismo, la settimana clou del Carnevale a Venezia con dei numeri davvero importanti, settimane clou anche proprio per le settimane bianche, i ragazzini fanno qualche giorno di vacanza proprio per il Carnevale, quindi molti stanno approfittando. Adesso sembra anche che sia un pochino meno freddo, per cui magari ci si sposta anche per dei viaggi di qualche giorno con maggior gusto, insomma, no? Questo sicuramente sì, guarda, io esperienza personale, stamattina sono dovuto uscire, dovevo andare in un paio di uffici, sono uscito in giacca, e questa è una cosa che non, per tutto il resto c'è Mastercard come da battuta, è una cosa che non apprezzo. Lei si immagini di andare a fare una passeggiata in una delle città d'arte, in riva al lago, in riva al mare, con queste temperature, una giornata di sole straordinaria come perlomeno qui da dove parlo c'è, e immaginatevi in montagna che cos'è, chiaramente è qualcosa che ti riapre il cuore. Dopo, ripeto, i 2 anni di pandemia, che sono stati anni nei quali siamo stati forzatamente rinchiusi in casa come belve rabbiose. Senz'altro. Qualche dato ce l'ha Michielli da darci? So che lei di solito è sempre molto aggiornato, no? su quelle che sono le previsioni e quelli che sono anche i bilanci di questo periodo. Ma guardi, il bilancio è per la stagione invernale ed è estremamente positivo, Non sono venuti giù i metri di neve, per carità, però si è potuto sciare praticamente dappertutto, qui nel Veneto, perché ahimè in Emilia, per esempio, i colleghi dell'Emilia hanno avuto grossissimi problemi in Sud Italia proprio di innevamento. Da noi va detto che gli impiantisti sono attrezzati tutti con tecnologie all'avanguardia per quel che riguarda l'innevamento artificiale. Chiaro che anche questo ha un costo, perché l'innevamento artificiale usa acqua e energia elettrica. Con i costi dell'energia elettrica di quest'anno, insomma, far quadrare i bilanci sarà un'impresa. L'importante, il messaggio che do agli operatori, l'importante è lavorare. Dopo, è chiaro che un albergo che in questo momento sta lavorando con i costi dell'energia spaventosamente più alti di 2 o 3 anni fa, magari fa il pieno ma non guadagna, alla fine non guadagna quanto poteva guadagnare facendo il 70% ma con prezzi di energia più bassi. Però il fatto che ci sia attrattività, ripeto, per riempire va sempre bene, perché è foriero di riempire nuovamente, è foriero di gente che viene, che parla con gli amici, che raccomanda, che fa tornare.
E quindi chiaro, tutto è fondamentale, fondamentale. Vedo peraltro, mi scusi se la interrompo perché vedo che si è collegato ora l'assessore Federico Canera, assessore al turismo della Regione del Veneto. Buongiorno assessore, grazie Sì. per essere con noi. So che è a Roma e sta scappando da una riunione all'altra, quindi grazie particolarmente per aver trovato questi minuti da dedicarci. Stavamo appunto parlando con Marco Michielli, presidente di Confturismo, di come è andata la vita e di quelle che sono anche le prospettive, no, del turismo per la nostra regione. La sua impressione dall'osservatorio naturalmente privilegiato che lei presiede. Beh, innanzitutto mi permetta di salutare lei, tutti i telespettatori e anche il presidente Michielli di Confturismo, che conosco molto bene, abbiamo lavorato tanti anni assieme e continuiamo a farlo su queste tematiche. Io oggi, guardi, fatalità, sono a Roma e sono sceso da una commissione dove stiamo discutendo di turismo delle radici, quindi insomma di riportarci a casa tutti quei veneti che sono in giro per il mondo e di seconda, terza generazione desiderano venire a vedere i luoghi da dove sono partiti i loro antenati, e può essere un buon viatico, dato che i veneti sono tanti in giro per il mondo e gli italiani in particolare si stimano circa 70-80 milioni di persone. Anche questo è un prodotto turistico che, se gestito bene e veicolato bene, può essere importante. Ne abbiamo discusso anche in BIT a Milano, oltre che oggi presso la Farnesina, assieme al ministro Tajani e anche alla ministra Santanchè. La BIT è funzionata molto bene, abbiamo avuto il pieno nei nostri stand con tante iniziative di presentazione, soprattutto dei nuovi prodotti turistici, ma anche sulle linee guida, diciamo, della Regione Veneto. Con la prossima programmazione europea noi punteremo molto sul tema della sostenibilità, dell'accessibilità. Abbiamo tanti progetti in campo da questo punto di vista. Penso alla Waterways, cioè la possibilità anche di avere prodotti turistici legati al tema fluviale, quindi i canali e le vie d'acqua interne alla regione, fino al collegamento ovviamente con il mare e con la laguna, e anche questo è un tema importante perché va a connettersi con tanti altri prodotti turistici, che quindi non è legato soltanto al viaggio lungo appunto i canali, ma la possibilità poi di fermarsi, di soffermare quella che è arte, cultura, enogastronomia, artigianato, perché avevamo in fiera anche l'ultima merlettaia, diciamo, rimasta a Burano, una ragazza giovane che ha ereditato queste arti, e quindi insomma stiamo cercando di lavorare anche per quella cosa che Michielli conosce bene, è evitare l'overtourism, quindi non lavorare solo su Venezia, ma lavorare anche sulle altre località magari meno conosciute, però dove c'è necessità di creare prodotti turistici nuovi e soprattutto commercializzarli. Ecco, questa è un po' l'idea. La BIT è andata benissimo, c'è tanta voglia di ripartire, non soltanto sul nostro stand francamente, ma anche le altre regioni, e quindi abbiamo visto che insomma, dopo la pandemia la gente un gruzzoletto da parte per viaggiare se lo mette sempre, ecco, quindi su questo gli operatori devono lavorare. Ecco, Assessore, lei ha sottolineato l'aspetto della sostenibilità, no? Su cui si sta cercando di puntare molto e che innegabilmente, diciamo, sta in qualche maniera entrando in modo dirompente, direi, anche nel settore del turismo. Lo stiamo vedendo come per esempio a causa dei mutamenti climatici, il problema della neve in montagna, delle temperature elevate, così come il problema drammatico della siccità. Penso per esempio al Garda, no? Che si trova con un 40%, se non sbaglio, in meno di capienza. Proprio ieri è stato chiuso in parte, insomma, il deflusso sul Mincio. Quindi è chiaro che anche questi aspetti, come dire, avranno un impatto non trascurabile sul turismo ed impongono necessariamente delle riflessioni. Assolutamente sì, infatti il tema che abbiamo portato avanti nel piano strategico regionale e anche nel piano annuale, e anche i convegni fatti in BIT in questi giorni parlano proprio qui. Il cambiamento climatico non è un tema difficile e problematico soltanto per l'agricoltura, ma anche appunto per le modalità nuove e diverse
di turismo sul territorio. Non a caso, guardi, i primi bandi che usciranno per la rigenerazione delle imprese turistiche e anche per i nostri alberghi in particolare riguarda proprio il tema anche dell'abbattimento dei costi energetici, quindi andremo a finanziare per esempio quegli alberghi o quelle strutture extra alberghiere che intendono investire sul riciclo per esempio della risorsa idrica e sul tema del risparmio energetico. Ecco, i primi 2 bandi saranno su questo perché molti albergatori, Micheli lo potrà confermare, soprattutto quest'estate, in particolare sulla costa e sul Garda, mi dicevano che il tema non era tanto non avere i turisti, perché il tasso di occupazione era anche elevato, ma i costi che sono esplosi, in particolare quelli energetici. Quindi aiutare per esempio gli alberghi ad abbattere questo costo significa dare maggiore redditività. Sicuramente. Approfitto, le faccio un'ultima domanda perché so che poi deve scappare e la lascio. Assessore, dicevamo appunto della montagna, della neve, è di queste settimane una buona notizia per il bellunese, per il Comelico in particolare, con il via libera, no? Al famoso collegamento con la Pusteria, ma riallacciandosi proprio a quanto stavamo dicendo, ha senso costruire dei nuovi impianti, realizzare dei nuovi impianti quando forse la neve non si sa se la vedremo e per quanti anni ancora? Beh sì, la ringrazio perché è una bella domanda e su questo vorrei anche sfatare qualche convinzione. Prima di tutto non abbiamo nessun dato scientifico che ci dica che da oggi in poi non ci sarà più neve in montagna. Ci sono delle annate difficili, ma delle annate dove la neve c'è e anche cospicua. Certo, sicuramente abbiamo un problema di precipitazioni, l'abbiamo avuto l'anno scorso, quest'anno è cominciato appunto male da questo punto di vista, però per esempio il freddo è arrivato e oggi come oggi noi abbiamo la tecnologia che ci permette anche di fare neve a temperature più alte o quantomeno quando ci sono le giornate di freddo di poter sparare velocemente. E ricordo che quella è pura acqua, quindi non ci sono additivi chimici, questo lo dico perché tanti non lo sanno, è pura acqua che viene diciamo polverizzata. Non la sentiamo più, Assessore, c'è qualche problema forse con il collegamento? Degli impianti a fune secondo me c'è un po' di connessione, mi sentite adesso? Sì, adesso sì, ora sì. Sentite? Sì. Ecco, no, dicevo che il tema degli impianti a fune poi è fondamentale non solo per la stagione invernale, ma anche per la stagione estiva. Si tratta di mobilità sostenibile. Se vogliamo togliere le auto dai passi alpini, lo possiamo fare anche utilizzando gli impianti a fune in maniera, diciamo, sensata e coordinata. Quindi, secondo me, ovviamente va ricalibrato l'investimento, va rivisto, sicuramente sotto certe altitudini ha senso investire, però credo che ancora oggi sia un prodotto sul quale in montagna possiamo contare e anzi non possiamo farne a meno. Grazie, allora io ringrazio l'assessore Caner per essere stato con noi, una buona giornata e un buon lavoro, grazie. Grazie a tutti, usate la modalità di collegamento. Grazie Assessore. Io torno da Marco Michielli. Diceva proprio l'Assessore, uno degli aspetti, no, forse è proprio questo dei costi no, delle strutture alberghiere, dei costi energetici, quindi il problema non è tanto riempirle le strutture, visto che c'è questo grande interesse, no, nei confronti delle nostre zone turistiche, quanto quello di effettivamente rendere sostenibili, no, quelli che sono gli investimenti poi che si fanno. Guardi, lei parla con uno che ha ereditato un albergo che impegnava 20 kW di energia elettrica, le sto parlando di 20 anni fa, non di 70 anni fa. Attualmente ne impegno 120. Per fortuna ho fatto l'impianto fotovoltaico e quindi il beneficio si sente e molto bene. Chiaro che questa è stata una situazione contingente dovuta appunto alla guerra in Ucraina, al taglio delle forniture dalla Russia, eccetera, eccetera, cose che conosciamo benissimo. Però comunque, a prescindere da questo periodo contingente,
Visto che oggi ci sono le tecnologie per un sostanziale fai da te in termini di produzione di energia elettrica, io ho sempre caldamente suggerito ai miei colleghi, per chi lo può fare ovviamente, di installarsi un impianto, anche perché gli alberghi, ripeto, sono diventati dei grandi energivori. Non che i ristoranti lo siano di meno, attenzione, perché ormai anche le cucine dei ristoranti si vanno spostando sempre di più sull'elettrico. Non avrà l'impegno che ha un albergo in termini di condizionamento, raffreddamento e riscaldamento, però sicuramente anche un ristorante, un forno da ristorante 18 kW li fa. Se lo immagini acceso 10 ore al giorno, come più o meno è la durata dell'accensione del forno, metta che siano 2 forni, una friggitrice 17 kW, e lei fa presto in un ristorante di media capienza ad impegnare 60, 80, 100 kW. Quindi conseguentemente è fondamentale cercare di riuscire a venire incontro ai consumi con l'autoproduzione. Detto questo, mi permetto di sottolineare quanto ha detto l'assessore, una cosa, perché spesso si sentono le bufale che nei cannoni sparaneve vengono usate sostanze chimiche per mantenere la neve più fredda, per questo, quello, eccetera. È una storia un po' come quella delle scie chimiche. La neve viene prodotta con acqua pura, prelevata dai laghi e dai bacini che ci sono in montagna, non è addizionata con assolutamente nulla, per cui ha la stessa identica qualità della neve che cade dal cielo. Se mi passa una battuta, in certi posti, quando cade la neve a Milano, è più sporca per via dello smog che attraversa di quella che viene prodotta sicuramente dai cannoni sulle nostre dormiti. Grazie, allora io ringrazio anche lei Micheli per essere stato con noi, una buona giornata e un buon lavoro al Presidente di Confturismo del Veneto, un saluto ancora, grazie. Grazie a voi. Grazie, allora noi ora, perché vedo che si sta collegando la collega da Padova, Chiara Gaiani, per parlare di viabilità in particolare in una strada, la regionale 308 del Santo, che è diciamo particolarmente discussa in queste settimane dopo il tragico incidente che è costato la vita ad un giovane motociclista. Andiamo quindi a Cadonega, ecco vedo ora Chiara con la collaborazione di Federico Cibotto e assieme al sindaco Marco Schiesaro. Buongiorno Chiara. Buongiorno, ci troviamo davanti al municipio di Cadonega con il sindaco Marco Schiesaro, che è anche consigliere delegato alla viabilità della provincia di Padova. La situazione della strada regionale 308 del Santo, non solo per la tragica morte del giovane Sanginiti, è una situazione che come sindaci di tutta l'asta della regionale avete ben presente, è una situazione che va assolutamente presa in considerazione anche in modo urgente. Sì, quello che ha detto è corretto, è un problema rilevante, è un problema direi anche annoso, nel senso che la strada, tutti i sindaci e anche la gente proprio sostiene essere nata già vecchia e con il passare del tempo sta diventando sostanzialmente inefficiente per quanto riguarda non solo il suo utilizzo ma anche proprio la sua funzione. Mano a mano che passa il tempo si deteriora sempre di più e il traffico aumenta, si parla dai 25 ai 35 mila veicoli giorno, senza contare naturalmente l'incidenza di mezzi pesanti, quindi tutti i sindaci ma anche e soprattutto la gente che costeggia la 308, che vi abitano i comuni rivieraschi, chiedono un intervento direi sollecito da parte degli organi competenti. Ecco, adesso è comparso questo cartello che avvisa della pericolosità della presenza di buche sull'asfalto. Lei come sindaco è intervenuto in modo diretto sulla regionale 308 tappando alcune buche sul manto stradale.
Ma noi io sono qui e sono sindaco dal 2019, ad agosto ho preso in mano la questione, abbiamo siglato una convenzione con Veneto Strade per la distribuzione dei proventi del codice della strada, quindi tutte le sanzioni che noi rileviamo in termini di alta velocità vengono poi riversate sul territorio in termini di maggiore sicurezza. Che cosa dice questo protocollo? È un protocollo molto chiaro che dice il 70% dei proventi vanno al comune di Cadonica e il 30% vanno a Veneto Strade. Si parla di 400.000 euro complessivi che noi abbiamo ridistribuito, però li abbiamo sostanzialmente reinvestiti sul tratto di Cadonica, che sono quasi 2 chilometri di strada, 2 carreggiate. Non abbiamo rattoppato, in verità abbiamo proprio asfaltato, abbiamo raschiato il terreno di circa 3 centimetri e poi abbiamo effettuato una nuova asfaltatura con segnaletica verticale e orizzontale nuova, non solo, nuovi guardrail e anche i fonoassorbenti. Poi c'è l'altro tema che sono i giunti. I giunti sono delle sezioni che tengono legate le strade, soprattutto nelle sopraelevate, e anche lì siamo intervenuti e interveniamo, devo dire, una volta all'anno perché si deteriorano molto rapidamente. Perché questo? Perché il traffico è talmente tanto che ormai la strada va completamente rigenerata. Io oserei dire addirittura ripensata con un raddoppio. Ecco, ed è proprio questo il tema. La provincia di Padova, ricordiamo, a dicembre ha inaugurato il nuovo ponte sul Brenta a Curtarolo, si parla di Valsugana, quindi anche quello è sicuramente un nodo critico. La statale della SR 308 del Santo che collega che collega verso nord, quindi verso la provincia di Treviso, che è il collegamento principale da Padova alla Pedemontana, va assolutamente ripensata. Ma è fondamentale se noi vogliamo il Veneto e la provincia di Padova e tutte le province venete essere in grado di innanzitutto sostenere lo sviluppo che stiamo assistendo, ma anche dare sicurezza ai territori e una viabilità al passo coi tempi e moderna. Noi dobbiamo investire su queste due direttrici. Lei ha detto bene, la 308 collega, oserei dire, il casello autostradale della A4 e il nuovo ospedale con la sezione nord e quindi la nuova pedemontana, che i nuovi studi hanno rilevato non togliere traffico, semmai aggiungerne. Tra 2 anni nascerà il nuovo cantiere, il nuovo ospedale, però prima che il nuovo ospedale nasca ci sarà traffico pesante perché bisogna anche costruirlo. E se noi vogliamo che questa direttrice stradale continui a funzionare, dobbiamo già immaginare un raddoppio, altrimenti guardate che con il nuovo ospedale, con il raddoppio della A4, perché nella A4 noi anche come provincia insieme alla regione e autostrade stiamo lavorando alla 4ª corsia, quindi avete capito quali sono gli interventi che stiamo ragionando. La 308 non può rimanere una strada, diciamo, di terzo ordine ad una mentalità degli anni '80. Assolutamente, è un appello quindi quello che parte da Cadone, che è indirizzato alla Regione e poi ovviamente al Governo. Ringraziamo Marco Schiesaro, che ricordiamo è il sindaco e anche consigliere delegato alla provincia per la viabilità. Ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Federico Cibotto e da Cadone che restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gaiani, al sindaco. Noi ora cambiamo tema, cambiamo argomento, parliamo di moda e di commercio, perché abbiamo in collegamento, la ringrazio per essere con noi, Beatrice Paludetti, nuova presidente di Federmoda Treviso. Buongiorno, grazie per essere con noi. Grazie per essere con noi. Allora, fresca di nomina, no? Una donna al vertice di Federmoda Treviso. Innanzitutto, diciamo, con che spirito, con che animo si appresta ad affrontare, insomma, questo nuovo incarico? Federmoda per me ha sempre suscitato tanta passione. Ho lavorato da parecchi anni dentro il Consiglio e noi sappiamo che Federmoda rappresenta le aziende commerciali che operano nel settore di abbigliamento, calzature, articoli sportivi, tessile di arredamento e accessori.
promuove le ragioni e gli interessi, soprattutto i valori del Made in Italy. A Treviso si tratta di 3.000 attività commerciali e di circa 7.500 addetti. Lo faccio, sono una donna e quindi credo che il sistema moda è storicamente segnato da una forte presenza femminile di donne che lavorano, guidano, gestiscono le aziende commerciali, si parla di oltre un 30%, e la mia nomina certifica questo crescente modo femminile, questo crescente ruolo femminile nel sistema della moda. Ecco Paludetti, stiamo vedendo delle immagini di vetrine, di saldi in particolare, stiamo ormai arrivando insomma alla fine del periodo dei saldi invernali, possiamo già tracciare un primo bilancio? Allora, diciamo che è un po' prematuro perché i dati effettivi ancora non li abbiamo in mano, però c'è un lieve incremento diciamo, rispetto al 2022, però mi riservo naturalmente di aspettare i dati ufficiali che saranno nella prossima settimana. Quindi insomma nonostante le difficoltà la gente continua ad approfittare sostanzialmente soprattutto dei saldi per fare degli acquisti, nonostante il periodo insomma un po' difficile per il caro energia? Sì, certamente ci sono i rincari energetici eccetera che colpiscono un po' tutto il sistema economia, però trovo che proprio anche in questi ultimi giorni c'è un flusso abbastanza buono nei negozi perché si approfitta magari a comprare il cappotto, il maglione, la calzatura di turno sempre con sconti importanti perché sappiamo che i negozianti hanno tutto l'interesse a diminuire il magazzino e quindi possono comprare veramente degli articoli di stagione. Ecco, un'ultima domanda le volevo fare relativamente a quelle che sono le grandi sfide, no, del mondo del commercio. Abbiamo visto insomma come sia cambiato nell'ultimo periodo, in modo particolare il modo di fare acquisti, il forte incremento che anche la pandemia ha portato all'e-commerce, il comunque diciamo continuo fiorire di centri commerciali e nello stesso tempo però anche l'importanza che continuano a rivestire i negozi di prossimità, i negozi nei centri storici per la vita stessa, no, delle città e dei centri. Quindi quali sono le grandi sfide che attendono per il futuro il commercio? Ormai sappiamo che l'e-commerce e i grandi centri commerciali sono realtà ben assodate, sono opportunità in più per i consumatori. Sono stati fenomeni di moda negli ultimi decenni, oggi però noi cominciamo anche a percepire i segni di un consumatore diverso, un po' più maturo, che considera irripetibile e preziosa l'acquisto, l'esperienza in un negozio, dove gli si offre un trattamento su misura e dunque personalizzato. Il futuro è migliorare la proposta dei negozi tradizionali valorizzandola in modo da costruire un equilibrio più ragionevole tra i tre grossi importanti canali che si distribuiscono al mercato. Ricordiamo che siamo ambasciatori del Made in Italy e quindi presidiamo non solo la grande firma ma soprattutto la produzione nazionale del segmento medio-alto, vera colonna portante del Made in Italy. È questo che noi dobbiamo trasmettere e sicuramente i negozi lo devono fare anche cercando di trasmettere socialmente e culturalmente, perché se noi pensiamo a una città che è vivace perché ricca di tanti bei negozi, è sicuramente economicamente e anche turisticamente più spendibile rispetto ad un centro storico con negozi diciamo chiusi o anche un centro desertificato e degradato.
Certo. Grazie, davvero io la ringrazio per essere stata con noi, buon lavoro naturalmente a Beatrice Palludetti, neopresidente di Federmoda Treviso. Grazie ancora, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, ci vediamo tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo ancora a parlare di viabilità perché ci sono delle novità importanti per Vicenza e il traffico dell'Alto Vicentino. Passo in avanti per quanto riguarda la variante della regionale 46 del Pasubio, arteria importante quanto trafficata. Da anni si cerca un'alternativa, ce ne parla nel prossimo collegamento, ecco lo vedo già collegato il collega Carlo Inghilleri. A te Carlo, buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori, ci troviamo con il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, e con il consigliere delegato alle infrastrutture, Walter Orsi, tra l'altro sindaco di Schio, e parte interessata, visto che parliamo della SP46, la strada provinciale 46 è famosa, a Vicenza c'è la famosa bretella dell'Albera che è un'opera infinita, che attiene all'ANAS. Il sindaco Francesco Bucco più volte ha insistito con il governo perché fossero portati avanti i lavori, però oggi parliamo di un altro cono, di un altro imbuto del traffico, cioè quello di Costa Bissara. Stiamo parlando del traffico tra l'Alto Vicentino e Vicenza. Ci sono delle importanti novità sull'iter, sugli investimenti per allargare questa SP46. Dopo tanti anni in cui si è parlato di questo progetto, finalmente il primo stadio, che è lo stadio di progettazione di fattibilità, che costa per la provincia di Vicenza 700.000 euro, parte, e quindi è stata avviata la gara che si chiuderà fra pochi giorni. Quindi l'idea progettuale è quella di creare delle strade alternative, quindi una viabilità che possa essere di supporto a quella attuale, in alternativa al passaggio sul centro di Costa Bissara e in avvicinamento al territorio di Schio. Molto importante questa iniziativa, anche perché permette un migliore collegamento non solo per il traffico dei cittadini ma anche per quello delle aziende, quindi il traffico pesante, un investimento tra l'altro da 700.000 euro, quello della provincia di Vicenza. Sì, è un progetto molto importante che dà una risposta complessiva a un'attesa quasi snervante, ma l'iter è iniziato alcuni anni fa con lo studio delle alternative, portato a termine appunto dalla provincia di Vicenza, e poi l'anno scorso il finanziamento del primo stralcio progettuale. Traffico pesante è quello che i cittadini vivono ogni giorno nell'immettersi su Vicenza, negli orari quelli più canonici. Con questo intervento si andrà invece a fluidificare molto di più il traffico, rendendo più agevole l'accesso alla città, ma anche la vita dei cittadini stessi. Insomma, quando si parla di fluidificare il traffico è sempre una buona notizia per i cittadini, e su questa buona notizia direi di chiudere. Ringrazio Andrea Nardin, ringrazio Walter Orsi e restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Inghilleri e ai suoi ospiti. Noi torniamo ancora a Padova per parlare dell'inchiesta sui tamponi rapidi. Lunedì il giudice deciderà quali intercettazioni ammettere al processo. Dopo il rinvio a giudizio del microbiologo Roberto Rigoli e dell'ex direttore generale di Azienda Zero Patrizia Simeonato nell'ambito dell'inchiesta sui tamponi rapidi utilizzati dalla Regione Veneto durante la pandemia, la Procura di Padova lunedì prossimo dovrà decidere quali intercettazioni telefoniche e ambientali dovranno essere ammesse al processo che inizierà il 22 febbraio del 2024. La decisione verrà presa il 20 febbraio, che coincide con il terzo anniversario dell'inizio della pandemia in Veneto, con la scoperta dei primi 2 contagiati di Vo. L'indagine era partita nel novembre del 2020 dopo un esposto del microbiologo, ora senatore PD, Andrea Crisanti, alla Guardia di Finanza, che contestava la scarsa sensibilità dei tamponi rapidi della casa farmaceutica Abbott utilizzati per i tracciamenti dei contagi Covid.
Le intercettazioni finite sul tavolo del pubblico ministero risalgono al settembre del 2020, quando la procura stava indagando sugli appalti delle mense negli ospedali. Lunedì il giudice invece quasi sicuramente non includerà le intercettazioni dove il presidente del Veneto Luca Zaia attacca l'operato del microbiologo Crisanti, con cui aveva rotto i rapporti bruscamente dopo lo studio di Vo. Nel processo verranno esaminati anche 3 studi di università straniere sui tamponi e il parere del virologo Giorgio Palù, richiesto dalla difesa di Rigoli e Simeonato. In occasione dei festeggiamenti del Carnevale si intensificano anche i controlli da parte della Guardia di Finanza per contrastare tutta quella serie di fenomeni illeciti legati al grande afflusso di persone a Venezia. Sentiamo. Oltre 110.000 articoli sequestrati tra maschere e accessori di carnevale, venduti in negozi e ambulanti situati in posizioni strategiche per il passaggio del flusso di turisti e 9 persone segnalate. È il bilancio della prima settimana di attività di controlli dei militari del primo e secondo nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza affiancati dai Baschi Verdi per contrastare i fenomeni illeciti connessi all'affluenza di turisti. In campo oltre 80 pattuglie sia in centro storico che nell'area mestrina, che hanno permesso di individuare violazioni della normativa a tutela del Made in Italy, a salvaguardia delle tradizioni di artigianalità del territorio riconosciute in tutto il mondo, sia in materia di sicurezza dei prodotti a tutela invece dei consumatori. Si tratta in parte di prodotti senza etichettatura e in parte di maschere di carnevale simili a quelle dell'arte veneziana ma con falsa indicazione del Made in Italy, pur essendo di provenienza extra Unione Europea, importati dall'Albania. Infine, dopo un intervento simultaneo in 6 negozi veneziani riconducibili a 3 persone, poi denunciate, sono stati sequestrati oltre 2.000 accessori di abbigliamento risultati contraffatti. L'economia ha rallentato, ma la recessione è scongiurata anche in Veneto. Il PIL del 2023 sarà del più 0,4%. A dirlo sono gli ultimi dati della Camera di Commercio di Treviso Belluno, che certifica il ritorno soprattutto dalla Cina di numerose aziende che prima avevano delocalizzato. La situazione è di palese rallentamento, però un po' meglio del previsto. Dopo lo shock della pandemia, dell'inflazione, della guerra, si temeva il peggio e invece l'anno si chiude sì con indicatori che indicano stazionarietà, ma non si va in territorio negativo. Complici l'inflazione record e le incertezze geopolitiche, l'economia ha rallentato anche tra Belluno e Treviso, ma il rapporto congiunturale della Camera di Commercio sull'industria allontana lo spauracchio di una recessione. Ma la cosa più importante è che il sentiment dei nostri imprenditori manifatturieri veneti come di Treviso e di Belluno guardano al primo trimestre 2023 con maggiore positività. 45% degli imprenditori intervistati prevede aumento della produzione contro un'impresa su 5 che invece sconta ancora difficoltà. Stando alla fotografia scattata dal sistema camerale, alla fine del 2023 non ci sarà alcun segno meno, ulteriore recupero nel 2024. Le ultime previsioni del PIL, secondo Prometeia, vedono una crescita per il Veneto del più 0,4%, in linea anche il dato nazionale, sempre più 0,4%, sono dati migliori rispetto alle previsioni che erano state rilasciate ad ottobre e vedono poi nel 2024 una crescita del più 1,2% per il Veneto e più 0,8% per l'Italia. In questo rientra un fenomeno accelerato dalla pandemia, ovvero il ritorno di interi rami di azienda sul territorio, a loro tempo delocalizzati verso l'Oriente, Cina in primis. Un 15% ha proprio riportato in azienda, internalizzato le attività. È un dato che va a comporre quelli che gli analisti parlano di globalizzazione 2.0, mercati più incerti, più flessibili, più versatili, hanno bisogno di reti del valore maggiormente controllate dalle imprese. Tornano dunque le aziende, ma manca la manodopera. L'analisi del Presidente della Camera di Commercio Treviso Belluno, Mario Pozza.
C'è un ritorno nelle produzioni in Italia, però non è il primo ritorno. Noi, se vi ricordate, lo abbiamo già avuto quando alla caduta del muro tanti nostri imprenditori sono andati nei paesi dell'est. Qualcuno ci ha rimesso le ossa, no? E ha riportato le produzioni in Italia. Adesso un'ulteriore riconferma che bisogna mantenere nel proprio paese alcune produzioni strategiche, perché purtroppo non puoi fare affidamento su questi paesi. In gergo tecnico si chiama reshoring, in realtà è un ritorno che, dice il numero 1 della Camera di Commercio, deve essere supportato da investimenti e quindi agevolazione al credito e manodopera, e qui soprattutto oggi sta il punto. Le professionalità e le competenze che richiedono le nostre imprese sono tantissimo, basta girare per le nostre aree industriali e vedere, cercasi carrellista, cercasi contabile o cercasi ingegnere o altro, e questo bisogna effettivamente affrontarlo in maniera seria. Bisogna pensare di riaprire i flussi migratori mirati, magari preparare in quei paesi delle professionalità, perché quando arrivano qui siano già pronti, anziché che prendano i barconi, aprire magari delle scuole. Insomma, bisogna presentare un progetto così. Si parla molto nel governo della linea, no, di cosa ha fatto Mattei, ecco, su quella filosofia. Nel primo trimestre in Veneto sono previste 45.000 nuove assunzioni, 10.500 a Treviso, 2.500 a Belluno, sia nei servizi che nel manifatturiero, ma il ragionamento va fatto in una duplice prospettiva. C'è la stagione estiva sia in montagna che al mare, e lì sono già preoccupati i nostri imprenditori, li ho visti proprio in questi giorni alla BIT, che insomma le prenotazioni ci sono e quest'anno supereremo probabilmente proprio i flussi del 2019. E poi ci sono le Olimpiadi, le professionalità non si inventano dal mattino alla sera e bisogna che ovviamente siamo preparati, altrimenti rischiamo di far brutta figura. Torniamo a parlare della siccità. L'ARPA aveva reso noti i dati sulle precipitazioni in relazione al 2022. In alcuni comuni, pensate, come quello di Seren del Grappa, si sono registrati apporti piovosi dimezzati rispetto alla media annuale. I dati che ARPA ci ha fornito fanno vedere come il 2022 abbia visto la metà delle precipitazioni rispetto alla media degli ultimi 13 anni. Questo è un elemento molto critico che fa vedere come le sorgenti siano già in questo momento scarse di acqua. Precipitazioni da record in negativo, sfiora almeno 50% l'apporto pluviometrico totale registrato nell'anno 22 a Valpore, in comune di Seren del Grappa, una delle località normalmente più piovose di tutto il territorio veneto. I dati forniti da ARPA ritraggono uno scenario quanto mai preoccupante in una provincia che in pochi anni ha visto drammaticamente ridursi il volume di acqua a disposizione dell'utenza domestica, una criticità che peraltro non sembra essersi affievolita con l'inizio del nuovo anno. Il 2023 non è iniziato nel migliore dei modi, in quanto nei primi 45 giorni sono state scarse sia le precipitazioni piovose che nevose, e questo in particolar modo un elemento negativo per quanto riguarda la riserva idrica dei prossimi mesi. Preoccupato il sindaco Dario Scopel, che rimarca la necessità di intraprendere azioni concrete per limitare gli effetti del fenomeno siccitoso. Non basta sperare nel meteo, le parole del primo cittadino, che lancia un appello a residenti e istituzioni. È importante che tutta la cittadinanza fin da oggi possa avere un utilizzo della risorsa idrica che sia il più virtuoso possibile, e da parte nostra, da parte degli enti, da parte naturalmente di GSP ci deve essere l'impegno nel poter mettere a terra il più velocemente possibile gli interventi per sistemare le condotte degli acquedotti. A Padova ora triplicati rispetto al 2021 i pellegrini sono tornati. L'appuntamento clou è atteso per domenica con la festa della Lingua del Santo, e per l'occasione la Basilica di Sant'Antonio ha reso noto il movimento spirituale del 2022. Sono numeri che ci parlano di una grandissima devozione verso Sant'Antonio e che ci dicono come la famiglia antoniana sia davvero molto grande. Lo scorso anno i pellegrinaggi ufficiali sono stati 959, 233 gruppi italiani sono aumentati di 2 volte, 726 gruppi stranieri che invece sono quadruplicati. Insomma, oltre 42.000 pellegrini hanno raggiunto la città, spinti da una grande devozione verso Sant'Antonio. Non sono ancora i numeri che noi conoscevamo prima del Covid, ma ci dicono di un ritorno certamente ad una normalità che noi abbiamo tanto desiderato e che pur nella sua ordinarietà ci parla di un prodigio. Ecco, forse mai come adesso
possiamo dire che la quotidianità, la normalità è un grande dono di cui poter ringraziare il Signore. Domenica un altro grande appuntamento per i pellegrini, la festa della Lingua del Santo, per ricordare quando 30 anni dopo la morte di Sant'Antonio, aprendo il suo sepolcro, San Bonaventura riconobbe tra i resti la lingua completamente integra. In quella circostanza San Bonaventura pronuncia una preghiera che benedice la lingua del Santo per il fatto che essa ha benedetto il Signore e che ha spinto tante altre persone a benedire a loro volta. Credo che sia un bel segno anche per oggi. Tante volte si cita la nostra lingua perché viene usata male, per dire male, invece può essere anche uno strumento di lode, di benedizione. Domenica in Basilica saranno celebrate 2 messe solenni alle 11, quella presieduta dal delegato pontificio Monsignor Fabio Dalcin e la seconda alle 18 presieduta dal ministro provinciale Brandinelli. Al termine di quest'ultima ci sarà una processione con la reliquia del mento accompagnata da una preghiera di affidamento corale al Signore. Chiudiamo con il Carnevale, sono le giornate clou naturalmente, soprattutto a Venezia, e c'è anche chi è arrivato appositamente per vedere il Carnevale in laguna da New York. Vediamo. Da New York e Houston direttamente a Venezia per respirare, toccare, assaporare, assistere e vivere in prima persona l'atmosfera del Carnevale 2023 con le sue feste esclusive tra balli e costumi in maschera. Come mai siamo qui? Siamo qui a festeggiare. Questa è la mia prima volta qui in Carnevale, è la sua seconda. Essendo americana siamo molto emozionate. È proprio, c'è tipo una magia nell'aria. È una Venezia irresistibile e irrinunciabile che con il suo carnevale seduce, cattura e in una sola parola ti fa innamorare. E quindi per noi l'idea di carnevale è solo a Venezia. Al galà, se c'è lui, si è certi di essere nel posto giusto al momento giusto. Il principe Maurice a Venezia è un'istituzione. Regista e direttore artistico è da sempre tra le icone del Carnevale di Venezia, oltre che maestro di cerimonia. È un mondo immaginifico, meraviglioso quello del Carnevale, e in particolare quest'anno nelle mie corde perché è dedicato ai segni ma anche ai sins, ai peccati. Quindi il mio Casanova, che propone nel suo cervello che è una gabbia queste stampe erotiche del Settecento, ci sta, ma quando si balla è meglio avere un po' di ciuffo. Mood si dice in inglese, che tradotto significa stato d'animo, umore, ispirazione, l'atteggiamento giusto nel nome della versatilità. I'm feeling amazing. Mi sento bene, tutto eccezionale, come ha detto lei prima. Per noi stare qui per il Carnevale è incredibile. Il Carnevale di Venezia dà la possibilità alle persone di essere protagoniste e la città è il più grande e bel teatro veramente dell'universo. Per cui enjoy your role in the carnival. E con queste belle immagini del Carnevale di Venezia si chiude questa prima edizione del nostro notiziario. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci.